Buongiorno, ben ritrovati, prima edizione di Antenna 3, tanta cronaca di cui raccontarvi oggi, l'ennesimo fatto di sangue nella Marca trevigiana e poi ci sarà spazio per il confronto politico perché mancano 2 giorni all'appuntamento con le urne per le amministrative, si vota domenica e lunedì, dalla mezzanotte di oggi scatta il silenzio elettorale, ma come detto in primo piano la cronaca che ci riporta a Macerata nella Marca trevigiana, Varago per l'esattezza, un 17enne è stato colpito a morte da una coltellata al ventre, fermato ieri un 18enne, sarebbe coinvolto direttamente in questo fatto di sangue. Abbiamo Cristian Arboit insieme a Mattia Pizzaia sul posto, hanno avvicinato poco fa l'avvocato della famiglia della vittima, ma anche alcuni familiari, sentiremo tra pochissimo le loro parole, ma subito la linea va a Cristian. Buongiorno Cristian. Sì, buongiorno Francesca, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3 anche da parte di Mattia Pizzaia. Mi trovo in via Don Minzoni a Varago, sentite sullo sfondo anche le campane, la chiesa è poco distante, è un mezzogiorno di dolore per la famiglia che è chiusa all'interno del suo appartamento in questa palazzina dove da poco, come dicevi tu, è sceso anche l'avvocato di fiducia della famiglia, l'avvocato Meneghetti, avvocato del Foro di Treviso, e con lui abbiamo parlato un po'. Ovviamente il quadro è tutto da ricostruire, stanno arrivando tra l'altro proprio in questi minuti anche gli amici del 17enne, di questo povero 17enne assassinato ieri in via Primo Maggio. C'è un fermo, o meglio ci sono più fermi, 3 ragazzi di cui un maggiorenne, questo maggiorenne in particolare è accusato, lo possiamo dire. C'è Daniela Sizia in procura a Treviso, è accusato di omicidio volontario, avrebbe colpito a morte con un coltello il ragazzo all'esterno del capannone che vedete anche nelle immagini fatte ieri sera con Nicoletta Rizzetto sul posto. Bisogna capire cos'è successo, si parla di una questione di droga, di una cessione, del fatto che questo 18enne, questo maggiorenne che voleva essere pagato in qualche maniera, ma insomma è tutto da ricostruire. Al momento sono solo ipotesi, lo stesso avvocato che sentirete poi ci dice che non c'è una pista per il momento univoca, unitaria. Allora Francesca, ritorniamo a ieri sera, riavvolgiamo il nastro e sentiamo le parole del papà admin, del papà di Aymen, che per l'appunto è arrivato sul posto verso le 19, un'ora e mezza dopo il delitto, perché il delitto è avvenuto poco dopo le 17:30. I ragazzi sono stati fermati a 300-350 metri di distanza nelle vicinanze dell'hotel Dotto, e poi appunto il flusso continuo di amici, parenti sul luogo del delitto. Ma sentite le parole del padre. Non lo so ieri, è appena uscito dalla scuola alle 2:30, allora la sua mamma ha detto dove vai, vado a correre un po', dopo sono venuti 2 ragazzi qua a casa mia e mi hanno detto che guarda tuo figlio le hanno coltellato, non sapevo neanche se è morto, adesso sono arrivato, ho visto che era morto, mi dispiace, veramente non lo so. Come si chiama? Posso chiedere? Si chiama Aymen. Mi dispiace. Lei ha capito chi è stato? Non lo so, te l'ho detto, fino adesso non lo so niente. Io lo so che lui sempre esce, ha sempre fretta a uscire per con i suoi amici a giocare. Oggi ha detto che vado a correre un po', dopo ho sentito adesso, sono 2 amici sono arrivati a casa mia, ha detto guarda tuo figlio li hanno coltellato. Io stavo a letto, porca vacca. Non ha il momento per una persona. Dopo non lo so, veramente non lo so niente. Non lo so. Aveva problemi con qualcuno, suo figlio? Mai mi ha detto che ha problemi, non lo so, veramente non mi ha detto mai che ha problemi, sempre sorridente, sempre ciao papà, sempre ciao mamma, anche quando viene giusto, lui non beve niente, no. Però non lo so niente, veramente non lo so niente. Dove studiava? A Besta. Al Besta? A Besta, sì. Dopo niente, no, veramente non lo so niente.
Ecco, queste le parole del papà. Poi con il papà siamo ritornati a parlare nel corso della serata. Anche questa mattina Admin ha parlato con alcuni giornalisti, pure con il suo avvocato, e ha riconfermato questa versione. Il ragazzo uscito di casa poco dopo le 2 del pomeriggio, questo ragazzo che non stava mai fermo, un ragazzo che viene descritto da tutti come un bravissimo ragazzo, molto appassionato anche nello studio. Come sentirai nelle parole dell'avvocato questa mattina, la preside del Besta ha chiamato il papà. È stata una telefonata molto commossa, c'è un grandissimo vuoto, ma ti farei sentire, Francesca, a te e a tutti i telespettatori, le parole dell'avvocato Meneghetti, intercettato pochi minuti fa. Sentite. Ho incontrato il padre perché la mamma è comprensibilmente distrutta dal dolore ed è a letto e non riesce proprio a parlare. Il padre è più forte, anche lui ancora non ha ancora metabolizzato, si sta rendendo conto, il dolore sta crescendo di minuto in minuto, però è riuscito a darmi le prime informazioni necessarie per poter assistere in questi tragici momenti iniziali la famiglia. Lei ha capito cosa è successo ieri? Si parla di questa cessione di droga, di questa colluttazione? No, guardi, il papà nulla sa. Il papà sa solo che quando è uscito il figlio, un figlio che tutti descrivono meraviglioso, posso soltanto dire che mentre ero con il papà ha telefonato la preside dell'istituto scolastico che frequentava il ragazzo, portando la solidarietà, e ho sentito dalla viva voce della preside dell'istituto quanto il ragazzo fosse un ragazzo impegnato nello studio, un ragazzo che tutti volevano bene e che mai aveva dato segno di una qualche forma di devianza. Quindi un ragazzo, naturalmente, ecco, la cosa che chiedo, che va specificato, un ragazzo italiano, come sono italiani i genitori, perché sono qui da 22 anni i genitori, il ragazzo è nato qui, quindi sono italo-algerini, non algerini, sono italiani e quindi che hanno creato qui la loro vita e che sono ben voluti da tutti. C'erano familiari, amici dentro, amici italiani vicino, e ne parlano in modo meraviglioso della famiglia e soprattutto del povero Ayman. Ma Ayman conosceva i ragazzi che l'hanno aggredito? Ripeto, io ho parlato con il papà e il papà nulla sa di quello che è successo, e quindi comprensibilmente, oltretutto, man mano che passava il tempo riesce sempre meno a parlare, perché il dolore lo sta affliggendo, insomma. Ecco, quali sono i passi adesso da compiere da un punto di vista anche dell'indagine? In questo momento io assisto la famiglia, naturalmente, la polizia giudiziaria farà le sue indagini, e mi pare c'è il dottor Romanelli che sta procedendo, e quindi sulle indagini non posso dire nulla. Penso che ci sarà un'autopsia, immagino, poi più di questo non posso dire. Queste dunque le parole dell'avvocato Meneghetti, pronunciate pochi minuti fa all'esterno dell'abitazione dei genitori di Ayman, di questo 17enne. Lo avete sentito, questo è il ritratto che ne fanno un po' tutti. Poi abbiamo sentito anche lo zio paterno, c'è la comunità marocchina e non solo che si sta stringendo attorno a questa famiglia. In questi minuti, tra l'altro, all'interno dell'abitazione si stanno svolgendo le preghiere del venerdì dalle 12:30 alle 13:30, quindi c'è questo momento anche di preghiera per Ayman. La madre, lo avete sentito, assolutamente attonita da ieri sera. Poi insomma eravamo lì quando i genitori sono arrivati sul posto per
a riconoscere la salma del ragazzo. Bisogna ricostruire la dinamica ovviamente di quanto successo, Francesca. Utili saranno anche le telecamere posizionate tra via Primo Maggio e l'hotel Dotto, dove di fatto i ragazzi sono stati trovati e fermati. Sono alcune centinaia di metri, ma che vanno in qualche modo ripercorsi con dovizia, con tutti i dettagli. Le telecamere quindi di alcuni supermercati della zona saranno fondamentali. Abbiamo parlato anche con alcuni vicini di casa, i vicini di casa che dicono: noi ci siamo accorti di quello che è successo quando è arrivato l'elicottero, noi siamo usciti di casa, abbiamo visto dei ragazzi attorno a questo 17enne, i soccorritori, quindi non i ragazzi che sono stati fermati per l'aggressione, ma altri ragazzi che invece hanno soccorso Aymen. E a proposito di ragazzi, io ti saluto con Mattia Pizzaia, lanciando alcuni coetanei amici di Aymen che abbiamo sentito ieri sera nell'immediatezza del fatto e che erano lì attoniti, con uno sguardo attoniti davanti alla scena del crimine. Eravamo in buoni rapporti e per quel poco che l'ho conosciuto mi sembrava un bravo ragazzo e di sicuro non si meritava tutto questo. A me sembrava un ragazzo molto allegro, sorridente, ogni volta che lo vedevo era lì che scherzava, era sempre amichevole. È il mio compagno di classe. Siamo stati in classe per 2 anni insieme, per me era come un fratello. Abbiamo passato tutte le giornate assieme, sia a scuola che al di fuori. E non ci posso ancora credere. Vi siete fatti un'idea? No. Cosa sia potuto accadere? No, è un ragazzo tranquillo e tanto buono. Era un fratello per me, L'unica cosa che ho pensato appena ho visto la notizia è correre qua, capire che cazzo è successo. Volevo bene a lui, anche se lo conoscevo da poco, ma gli volevo veramente bene, come lui voleva bene a me. Aveva tanti sogni come io li avevo. Alla fine è un ragazzo normale come noi, che viene dalle popolari, che può avere la fame negli occhi e tutto. È sconvolgente, tutto qua. Siamo tutti sconvolti. Qui a Varago, a Macerata, ci sono magari delle formazioni violente, ci sono stati episodi di violenza ultimamente? Per questo, sì, non solo in questa zona, sinceramente. È successo anche a Candelo più volte di scene violente, ma non fino all'omicidio, ecco. Ma ho visto cose violente anche dalle mie parti. Quindi cosa? Aggressioni, che cosa? Risse soprattutto nei bar, soprattutto da gente ubriaca. Poi al momento, sinceramente, i ragazzini, anche quelli più piccoli, infatti sono dei minorenni coinvolti, non hanno più controllo, zero. Grazie a Cristian Arboit e a Mattia Pizzaia per questo collegamento sugli aggiornamenti di questo fatto di sangue a Varago, vittima un giovanissimo, come giovanissimo è il 16enne ricoverato in neurochirurgia a Padova dopo un'aggressione in discoteca, e tra sabato e domenica notte ci sarebbero state 3 risse. 3 risse nella notte tra sabato e domenica all'Ostoria di Santa Giustina in Colle. Questo starebbe emergendo dai riscontri dei carabinieri sulle telecamere di videosorveglianza del locale dopo l'apertura di un fascicolo per lesioni gravi da parte della procura. In una di queste risse potrebbe essere stato coinvolto lo studente 16enne ancora ricoverato in ospedale a Padova dopo l'intervento d'urgenza domenica mattina per rimuovere un ematoma extradurale causato da un violento colpo alla testa. Secondo le prime ricostruzioni, il giovanissimo, arrivato nel locale con 2 amici, sarebbe stato aggredito da un altro gruppo di persone. Dalle parole si sarebbe passati alle mani. Ad avere la peggio il 16enne, colpito forse con un corpo contundente e una volta riportato a casa, soccorso dai genitori che hanno chiamato il 118. La procura ha acquisito la cartella clinica del ragazzo, mentre i carabinieri continuano a sentire tutto il personale impegnato nel locale durante la serata che aveva portato nella discoteca di Santa Giustina in Colle 850 persone. L'ondata di maltempo che ha colpito nelle ultime ore la nostra regione sta tornando lentamente alla normalità. La situazione nella bassa padovana, a preoccupare è il livello del Frattagorzone, che sta ricevendo milioni di metri cubi d'acqua in arrivo dalle campagne.
È in allerta da quasi 48 ore il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, che sta cercando di far fronte agli allagamenti sul piano campagna tra i comuni di Masi, Castelbaldo, Piacenza d'Adige e Merlara. La situazione in queste ore è rientrata, le strade sono tutte percorribili, rimangono alcune criticità solo a Masi e Castelbaldo. Una quantità di pioggia tra i 130 e i 150 mm in poche ore ha messo a dura prova il sistema idrico. Le idrovore dalla mezzanotte di giovedì sono in funzione 24 ore su 24, con turni raddoppiati dei tecnici del consorzio che stanno drenando l'enorme quantità d'acqua caduta. A preoccupare adesso è il livello del Frattagorzone, tenuto sui 168 centimetri, al di sotto della prima soglia di guardia, che è quella dei 170 centimetri. Le prossime ore saranno fondamentali. Il piano di emergenza è quindi funzionato e per ora i comuni possono tirare un sospiro di sollievo, una quantità d'acqua che sarà fondamentale per la gestione della risorsa idrica nella prossima estate. E a Galzignano Terme sui colli c'è una frazione rimasta nella notte senza corrente a causa del maltempo. Sulla provinciale per Torreglia una frana ha bloccato la strada ieri. Oggi i residenti puntano il dito contro i cinghiali, ma ci racconta e ci aggiorna in diretta la nostra Anna De Roberto. Buongiorno Anna e buongiorno al tuo ospite. Buongiorno, siamo nel comune di Galzignano Terme, nel Padovano, alle spalle di Federico Cibotto che ci sta riprendendo. Passa la strada provinciale 25 del Castelletto, che è la strada che collega Galzignano a Torreglia. Alle mie spalle invece c'è lo smottamento, la piccola frana causata dal maltempo degli ultimi giorni. La potete vedere, una frana importante perché è solo una delle prime frane che si sono verificate qui in questa zona, che è una zona purtroppo martoriata dai cinghiali che mangiano le radici, scavano buchi nel terreno ed è evidente che il terreno diventa più fragile, si infiltra l'acqua e quindi con le piogge di questi giorni questo è quello che succede. Ne parliamo con Gianluca Masin, consigliere comunale. Lei è delegato alle opere pubbliche e ha seguito in questi giorni la situazione qui a Galzignano Terme. Questa è una delle tante. I cinghiali sono un problema? Sì, sicuramente purtroppo i cinghiali da qualche decennio a questa parte hanno cominciato a infestare in maniera importante i nostri colli, il nostro territorio e sta creando problemi al mondo dell'agricoltura in particolare. Comunque diventano un pericolo anche per la circolazione stradale e conseguentemente stiamo tutti attenti alla cosa. C'è un'azione importante in corso da parte dell'ente Parco Colli appunto per tentare di contenere il più possibile appunto il problema. Allora, cosa è successo qui? Come siete intervenuti e nel territorio il maltempo come ha colpito? Allora, in questa zona qua appunto c'è stato questo smottamento che state vedendo, si è intervenuti già nella notte tra mercoledì e giovedì e abbiamo provveduto appunto a liberare la parte della sede stradale che era appunto occupata dallo smottamento, si è messo in sicurezza appunto il fronte e quindi da questo punto di vista almeno questa zona è sistemata. Altre problematiche le abbiamo avuto nella zona di Val San Zibio, dove c'è stata una tracimazione di un canale che ha fatto interrompere la circolazione stradale in via Valli per alcune ore. Anche là la situazione è sotto controllo, fortunatamente il tempo in questo momento regge, quindi c'è stato un po' di tregua, però sappiamo tutti che le previsioni non volgono al bello e si prevede altra pioggia anche prima della serata. Un'altra stazione che purtroppo sta creando problemi è un'interruzione di energia elettrica nella zona centrale del paese, zona via Pavaglione e poi salire verso Cingolina. Anche là purtroppo il guasto è più importante del previsto, sono all'opera i tecnici dell'Enel, però comunque in questo momento si sta tamponando il problema con dei generatori appunto che danno appunto energia alla zona. Quindi questo è il problema in questo momento, rimane il fatto che appunto pioverà per i prossimi giorni, pare per tutta la settimana. Avete degli strumenti per correre ai ripari o c'è solo il monitoraggio? Allora c'è sicuramente il monitoraggio che è fondamentale, abbiamo attivato il COC da ieri sera appunto, quindi siamo pronti a intervenire in ogni momento per qualsiasi situazione critica. Abbiamo comunque fuori sempre il nostro gruppo di protezione civile che è pronto a intervenire in ogni momento. E per il resto appunto siamo in contatto con la prefettura, col centro meteo, con l'ARPA che appunto ci darà le indicazioni precise in caso di allerte particolari.
Allora, vedete qui alle mie spalle, tra l'altro, c'è tutta la legna che è stata portata via dal manto stradale, dal terreno. Qui accanto a noi c'è un residente, lei è qui da 4 generazioni, quindi ha visto trasformarsi questi colli a causa dei cinghiali. Lei aveva delle colture qui. Sì, le colture, i cinghiali me l'hanno distrutte. Hanno distrutto quello che era il bello dei colli, perché c'erano massicciati in sasso, via tutte. Poi basta, non dico altro. C'era vino? C'era vino, facevano vino, piselli e tante altre cose. Quello che faceva bisogno alle famiglie di una volta, insomma, ecco, nella zona. Adesso lei questa mattina sta rimuovendo gli ultimi? Ieri che sono qua a Minora stamattina sono qua presto per cercare di barare, anche perché mi piace tenere, perché poi di lui mi vado fin in cima a tutta questa falla qua. Noi mi venivo a provincia a me fiore, e non una volta, più parecchie volte, perché sono a vedere come sono messo. Quindi insomma anche i cittadini, avete visto, i cittadini sono al lavoro, no? Per cercare di gestire la situazione. Assolutamente, infatti le ringraziamo, perché ovviamente i problemi sono tanti e di conseguenza appunto loro sono sul fronte e sono i primi loro a intervenire anche nelle piccole criticità. Ovviamente il tipo di precipitazioni è sicuramente eccezionale, quindi è ovvio che comunque qualche disagio lo crea. Noi siamo pronti a intervenire in ogni momento e comunque ringraziamo i cittadini come il signor Francesco, che appunto si dedica comunque alla cura del nostro territorio, perché sono loro fondamentalmente quelli che ci permettono di continuare a tenere in ordine il nostro territorio di Galzignano Terme. L'abbiamo visto proprio qui da stamattina. Noi da Galzignano Terme restituiamo la linea nel nostro viaggio qui nei territori che in qualche modo sono stati colpiti dal maltempo ed evidentemente lo saranno anche nei prossimi giorni. Restituiamo la linea. Grazie ad Anna De Roberto, e restiamo nel Padovano con la cronaca, perché è stata eseguita nella mattinata l'autopsia sul corpo di Ivano Dalle Fratte, il sacrestano del Tempio della Pace di Padova, trovato morto in una canaletta a 2 giorni dalla sua scomparsa. Sarà l'autopsia eseguita in queste ore a stabilire le esatte cause della morte di Ivano Dalle Fratte, il 75enne sacrestano del Tempio della Pace. Annegamento o malore? Questo è il dubbio che vuole sciogliere la Procura di Padova, che sul decesso di Dalle Fratte ha aperto un fascicolo. Ben voluto e amato nella parrocchia a ridosso della stazione della città, Ivano Dalle Fratte era uscito di casa sabato scorso per andare a raccogliere bruscandoli senza più farvi ritorno. Il suo corpo senza vita era stato ritrovato martedì in una canaletta alta appena mezzo metro tra via Longhin e viale dell'Elettricità. Nessun segno di violenza è stato riscontrato, ma la procura vuole capire le cause esatte della morte. Solo al termine degli accertamenti si potrà stabilire la data dei funerali. Ci fermiamo per la pubblicità, tra pochissimo. Siamo tornati in diretta, vado subito a Venezia da Ilaria Marchiori insieme a Sandro Ponchio, perché è stata presentata la manifestazione, la grande manifestazione dei sindacati in programma a Milano, che vedrà la presenza di una massiccia rappresentanza proprio veneziana di lavoratori e pensionati. Sul tavolo tutti i temi legati al lavoro e non solo. Buongiorno Ilaria e buongiorno ai tuoi ospiti. Sì, buongiorno anche a te Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori. Si è conclusa da pochissimo la conferenza di CGIL, CISL e UIL proprio per parlare di questa ampissima manifestazione che ci sarà proprio sabato a Milano, di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, ma ormai siamo proprio alle battute finali, il cosiddetto conto alla rovescia. Innanzitutto partiamo con Michele Zanocco. Allora, le tematiche che voi andrete a toccare, su cui volete porre l'attenzione, sono importantissimi, dalle pensioni al precariato, alla sicurezza sul lavoro. Assolutamente sì, noi chiediamo che questi temi non siano temi esclusivamente figli della manifestazione che faremo, ma che si traducano nella costituzione di tavoli formali dove il sindacato possa davvero dare il proprio contributo alla soluzione di tutti questi temi. Inflazione, fiscalità, previdenza, salute e sicurezza sul lavoro, investimenti, rinnovo dei contratti nazionali a partire dai contratti del pubblico impiego. Ecco, tutti questi sono temi fondamentali attorno ai quali deve ruotare l'azione di governo nel confronto non solo del sindacato ma nell'interesse del Paese.
Daniele Giordano della CGIL, lei poco fa ha detto il governo in realtà non si sta confrontando con noi, anche il decreto del 1° maggio, lasciando stare poi le polemiche dei giorni successivi, anche insomma, di quel giorno lì, però quello che sottolineate è proprio questa mancanza di confronto. Sì, il governo ha scelto la strada in solitaria, ha fatto il decreto e ha convocato i 3 segretari generali la sera prima, giusto pro forma, non c'è la volontà di condividere le scelte che servono al Paese. CGIL e CISL e UIL rappresentano più di 10 milioni tra lavoratori e pensionati, una parte fondamentale del Paese che ha delle idee, delle proposte e che chiede che vengano ascoltate e vengano discusse. Quante persone prevedete che ci saranno sabato? Ma noi porteremo da Venezia unitariamente 2000 persone con treno speciale, autobus, con tutti i mezzi che abbiamo trovato, e ce ne saranno sicuramente decine di migliaia che vengono anche dalle altre regioni. Sarà una grandissima manifestazione che chiede al governo di prendere atto che il mondo del lavoro vuole un confronto, vuole una discussione per politiche che parlano a lavoratori e pensionati e soprattutto guardano ai giovani che sono la risorsa fondamentale del nostro Paese. Avete sentito, migliaia di persone che arriveranno solo da Venezia. Questo è un grande messaggio, Igor Rabonatesta della UIL, che voi avete ricevuto proprio dai cittadini. Sì, noi abbiamo fatto nell'arco del mese di aprile e nella prima parte di maggio centinaia e centinaia di assemblee nei luoghi di lavoro, in tutti i luoghi di lavoro, dalle aziende metalmeccaniche a quelle chimiche, l'abbiamo fatto nelle aziende sanitarie, l'abbiamo fatto nel pubblico impiego, l'abbiamo fatto anche in assemblee territoriali con i pensionati e le pensionate della nostra provincia. Noi abbiamo riscontrato una grande voglia di partecipazione, abbiamo avuto un ritorno molto positivo, migliaia di persone presenti in tutte le assemblee e da queste migliaia di persone abbiamo raccolto talmente tante adesioni che adesso dobbiamo organizzare anche delle auto perché i mezzi a disposizione non sono sufficienti, quindi abbiamo bisogno di ampliare ancora di più, diciamo, le modalità di partecipazione, perché una risposta del genere la speravamo, l'abbiamo ottenuta e siamo molto contenti, perché vuol dire che il Paese sente, il nostro territorio sente che questi temi sono temi vivi che toccano la vita delle persone e noi puntiamo a fare in modo che questi temi diventino un punto di confronto forte col governo per cambiare le cose. Naturalmente, se il governo non dovesse ascoltare questi messaggi e soprattutto essere silente anche dopo questa manifestazione che prevederà la partecipazione di migliaia di persone, le mobilitazioni di sindacati e di lavoratori continueranno. Qui da Mestre è tutto, io ringrazio i miei ospiti, restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Ilaria Marchiori, grazie ai suoi ospiti, e continuiamo in qualche modo a parlare di lavoro, verrebbe da dire di moria di imprese, ma insomma adesso analizzeremo meglio quelli che sono i dati presi in considerazione da Confartigianato Imprese Conegliano, e saluto il presidente Severino Dall'Bo. Grazie per essere con noi, presidente, ben ritrovato. Parliamo di demografia, si parla spesso di un'Italia sempre più anziana e in qualche modo i dati che voi rilevate vanno in una direzione di uno spostamento dei residenti, della residenzialità verso le zone che offrono lavoro, che offrono servizi, quindi si va verso i centri, ma poi tutto questo si traduce anche in una difficile situazione per le imprese, e poi c'è un focus molto interessante per quanto riguarda i migranti, i residenti stranieri. Ma andiamo con ordine, presidente, e con l'aiuto anche delle slide che voi avete preparato proviamo ad analizzare questi dati. Questa è la mappa dei residenti in Veneto. Premetto che molto spesso vedrete dei segni meno dietro ai numeri nel rapporto tra gli ultimi anni e gli anni precedenti. Prego, presidente Dall'Bo. Sì, diciamo che in linea generale la mappa dei residenti in Italia è un po' seguita da quello che succede anche in Veneto. La grossa differenza che abbiamo rilevato per quel che riguarda appunto il Veneto è che diminuisce quella che è la residenza degli stranieri, degli immigrati in Veneto. E questo lo abbiamo fatto valutando provincia per provincia, e chiaramente la nostra associazione si occupa del mandamento coneglianese con il focus direttamente nel coneglianese e nei 17 comuni della cintura del coneglianese. Da questa analisi che abbiamo introdotto, che ha fatto appunto il nostro ufficio studi, che lo ha fatto tramite un sistema di business intelligence, matchando i dati di 4 banche dati,
abbiamo visto che c'è una tenuta sostanziale di quella che è la residenza in generale nel nostro mandamento e in provincia di Treviso. Quello che cambia in maniera evidente sono la presenza dei residenti per fasce d'età e per provenienza dai paesi stranieri. Il dato eclatante, se andiamo a vedere quello che è successo nel Coneglianese, è che c'è una escalation negli ultimi 10 anni di circa un 30% di immigrati in più, parlando del comune di Conegliano, mentre nel mandamento sostanzialmente i dati rimangono nelle stesse quantità, diciamo. Questo a cosa è dovuto dalla nostra interpretazione? È dovuto al fatto che buona parte di stranieri ha la possibilità di scegliere, quindi sceglie un territorio dove trova, ecco questo è il dato importante, vediamo che il comune di Conegliano sostanzialmente tiene la stessa residenza di 10 anni fa, ma varia del 26% quello che è la residenza di popolazione straniera. Popolazione straniera che probabilmente arriva anche dalla fascia della Pedemontana. Ma c'è una fascia della Pedemontana che si sta spopolando e si avvicina verso luoghi dove ci sono concentrazioni, più opportunità lavorativo, vedi Treviso, vedi Conegliano, ma anche le altre città importanti della provincia, e dove ci sono servizi, dove ci sono costi calmierati degli affitti, dove ci sono scuole che non chiudono anche, e quindi anche una questione di trasporti legati a tutto al tema dei servizi, diciamo. Ecco, lei prima faceva accenno proprio anche all'età dei residenti. In che modo cambia l'età, la tipologia, l'identikit del residente nei vari territori che avete preso in considerazione? Luci ed ombre, diciamo che il dato positivo è che la gente più anziana, lo vediamo nel grafico, è l'ultima barra a destra, aumenta la propria residenza in base appunto all'età. Gli ultranovantenni hanno delle percentuali di crescita evidenti, e questo evidentemente ha un allungamento della prospettiva di vita, della qualità di vita, che è un dato positivo. Il dato drammatico, davvero drammatico, è dalla parte opposta, dove abbiamo i residenti dai 0 ai 5 anni che vedono un segno negativo che è molto preoccupante, e quindi se vogliamo pensare al futuro non tanto lontano, sicuramente è un dato che dovrà essere invertito quanto prima. L'altro dato importante di questo grafico lo troviamo circa a metà, e a metà vedete che c'è una barra che va in negativo, quella lì è la popolazione residente e che va dai 25 ai 50 anni. Allora, qui due sono le interpretazioni che possiamo dare. Questa qui per capirci, esattamente. giusto, Presidente? La prima è che quel periodo di età è il periodo dove la gente è più produttiva, e quindi dal punto di vista del lavoro un dato negativo, gente che va via, che va matchato insieme a una questione di inverno demografico che in quel periodo là sicuramente ha avuto un periodo non propriamente felice. E sarebbe facile arrivare a delle conclusioni, perché poi sono le analisi che vengono fatte anche a livello nazionale. Abbiamo detto insomma che si rispecchia l'andamento nazionale in Veneto, nella Marca, naturalmente con tutte le differenze del caso territorio per territorio. Questo come si traduce poi, se andiamo ad analizzare, e ora arriverò anche a farvi vedere quella che è la situazione, la demografia per quanto aziendale, mettiamola così, questo dal punto di vista lavorativo, e quindi la vita delle aziende come cambia, come si sposta, e soprattutto come evolverà in un futuro che vede sempre meno bambini nascere, sempre più la popolazione invecchiare, ma ha un inciso, perché lei prima di iniziare mi diceva c'è un mito da sfatare, perché anche gli stranieri che arrivano in Italia ad un certo punto se ne vanno all'estero, dove si vive meglio, dove ci sono condizioni di vita e lavorative migliori.
Sì, questo è un tema molto importante che va considerato insieme a tutte le cose che si possono fare per invertire questa rotta negativa. Chiaramente questo fa parte di un'inclusione sociale che va a vedere qual è la qualità della vita, la qualità del lavoro e quanto attrattivo è il territorio non solo per i nostri giovani che vanno all'estero, ma anche per chi proviene dall'estero. Quindi anche qui c'è un grosso lavoro da fare da parte della politica e delle amministrazioni locali, come magari potremo approfondire in seguito. L'altro tema davvero importante per quel che riguarda la demografia d'impresa, visto che stiamo passando su questo tema, è che nella provincia di Treviso questo è un dato importante che ci dice un po' come sono andate le cose. Fino al 2006-2008 il tasso di crescita delle imprese, cioè il saldo tra inizio attività e cessazioni di attività, era sostanzialmente in crescita. Dal 2006 in poi, vedete, le barre sono tutte negative con delle evidenti ricadute. Sì, non è rovescio il grafico, è proprio così, no, cioè siamo a segno negativo appunto, come diceva lei, dal 2006 ad oggi questa barra negativa cresce sempre di più. Sì. Dall'altra parte invece vediamo qual è l'unico aspetto della tipologia di impresa in base al lavoro che fanno, che è in crescita e che è l'attività di servizi alla persona, i servizi alle imprese. Il resto è tutto anch'esso in negativo, diciamo. Questo per quel che riguarda il dato delle imprese venete. Per quel che riguarda, ecco, questi sono dei confronti che abbiamo fatto. Treviso perde meno del Veneto, probabilmente c'è un mix di attività produttive ma anche di turismo che cresce e quindi questo fa perdere meno rispetto al resto d'Italia e al Veneto sicuramente. Qui siamo andati a vedere anche cosa succede negli altri paesi. Ecco, questo è un dato interessante. Vediamo che Napoli ha un periodo felice non solo per lo scudetto ma anche certo, per la questione di nascita di nuove imprese. E per quel che riguarda invece il focus sul nostro mandamento nella provincia di Treviso, anche qui l'abbiamo fatto lo stock imprese triennio per triennio. Conegliano sostanzialmente perde meno della provincia di Treviso, però i trend sono anch'essi in discesa, quindi le barre rosse indicano le cessazioni di attività che, come vedete, sono sempre superiori alle barre verdi di inizio attività. Questo invece è un focus sulla tipologia di impresa mandamento per mandamento. Il primo a sinistra è Treviso, che è il mandamento più grosso, e sul podio troviamo sempre che si alternano tre tipologie di attività che vanno dalle costruzioni, vanno all'agricoltura, dall'agricoltura al commercio e chiaramente al manifatturiero. Ecco, l'altro dato molto importante è che c'è questa caratteristica di autoimprenditorialità, ma insomma non è una novità, che tra l'altro vede i numeri per Conegliano e per Treviso assolutamente identici, per cui il dato da considerare è che il 75% delle imprese è formato da imprese senza dipendenti. E se poi andiamo a vedere anche quest'altro dato, abbiamo diviso le attività per natura giuridica, quindi vediamo che circa il 52-53%, i grafici sono quasi gli stessi, è formato da un'impresa individuale che può essere con dipendenti o senza dipendenti, ma sicuramente anche questa è una caratteristica che ci ha contraddistinto dagli anni 60 in poi, che è quella dell'autoimprenditorialità del modello nord-est. Anche questo è un dato straordinario che ci porta poi alla considerazione finale. Ci dice che il 37% nell'area del Coneglianese è formato per quel che riguarda le ditte individuali, da imprenditori che hanno più di 60 anni, quindi sommandolo al 30% della fascia azzurra, il 60%, più del 60% delle nostre ditte individuali è formato da imprenditori che hanno più di 50 anni. E quindi viene da chiedersi
se ci sarà per questi imprenditori al momento della meritata pensione la possibilità di cedere il testimone, quindi se ci sarà un cambio generazionale per prendere in mano questa attività, o se saranno attività destinate poi a finire con la fine lavorativa del titolare. Sì, il tema è proprio questo. Noi abbiamo creato un algoritmo che ragionevolmente tiene conto di età dell'impresa, tipologia dell'impresa, tipologia dell'attività che viene svolta in provincia, però insomma intuitivamente si va da quella parte. Il calcolo che abbiamo fatto è che il 20% circa delle imprese tra qualche anno, tra 5 anni, chiuderà. Qui l'associazione si sta spendendo in maniera esagerata sul tema della formazione per il ricambio generazionale, per la continuità d'impresa, per l'orientamento scolastico verso i giovani, ma è comunque una battaglia difficile che sicuramente darà qualche frutto, ma ragionevolmente, come dicevo, un 20% di aziende che chiudono i prossimi 5 anni sono veramente tante. Significa che nel provincia di Treviso un mandamento come Conegliano perde circa 2000 imprese, e quindi il dato è assolutamente da attenzionare affinché si possa mettere rimedio a questa cosa. Una gestione dell'immigrazione regolare. Adesso insomma, il tema dell'immigrazione, anche dopo le ultime tensioni tra Italia e Francia, è tornato di nuovo al centro della discussione politica, e non solo. Potrebbe dare una risposta, Presidente, nel senso, a partire dalla necessità, lo abbiamo detto tantissime volte in modo trasversale, riguarda tutto il tessuto economico veneto, della carenza di manodopera, ma anche poi proprio in visione di fermare questa emorragia di aziende che rischiano di sparire dal nostro tessuto, che è rappresentato da piccole e medie imprese. Certo, dico, la politica nazionale su questo deve fare una seria riflessione, dal momento che le politiche di immigrazione inclusiva partono dallo Stato centrale e poi chiaramente possono avere degli aiuti nel locale. Però il tema dell'inclusione, il tema di dare un'accoglienza ed un alloggio dignitoso alla gente che viene a lavorare nel nostro territorio è un tema sicuramente da affrontare e da attenzionare. Non lo dico io, lo dicono tutte le associazioni di categoria, parlando anche con i numeri li sappiamo, sono quelli che per i prossimi anni, per mantenere anche a livello industriale la produzione attuale, abbiamo bisogno di decine di migliaia di lavoratori che vengano a lavorare nel Veneto. Presidente, se lei ha modo di fermarsi, la farei aspettare qualche minuto, perché ho visto che abbiamo già in collegamento, lo ringrazio per essere con noi, buongiorno, il senatore Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico del Veneto. Ben ritrovato, senatore. Grazie, buongiorno a lei e a tutti i suoi telespettatori. Non so se ha avuto modo di seguire, abbiamo fatto un po' un'analisi che arriva dalla Confartigianato di Conegliano di quella che è da un lato la demografia residenziale, quindi residenti in Italia, in Veneto e nella Marca Trevigiana, poi con un focus nel coneglianese, ma anche di quella che è la situazione delle imprese. Abbiamo imprese guidate da imprenditori sempre più anziani, rischia di mancare un cambio generazionale e rischia di venir meno un tessuto imprenditoriale che caratterizza il nostro territorio. Cioè nei prossimi 5 anni rischiamo di vedere gran parte delle aziende della nostra economia sparire, perché manca questo cambio generazionale e mancano probabilmente anche politiche mirate a dare sostegno a questi imprenditori. Guardi, saluto innanzitutto il presidente della Confartigianato di Conegliano. Ho avuto modo di ascoltare solo qualche battuta finale. Certo, sono ben noti i problemi che riguardano l'impresa artigiana del nostro paese, della nostra regione. Mi capita spesso con gli interlocutori nazionali e regionali di Confartigianato di condividere anche delle soluzioni tramite varie proposte anche emendative ai vari provvedimenti che ci sono. Io penso questo: la nostra impresa, il nostro tessuto produttivo ha passato al setaccio 2 crisi gravissime, la pandemia e poi la guerra. Ha retto, l'export è rimasto forte,
c'è bisogno adesso di introdurre degli elementi di cambiamento e di maggiore sostegno alle imprese. Dal punto di vista dell'accompagnamento alla transizione digitale ed ecologica, dal punto di vista della capacità di sostenere le imprese nei mercati internazionali e naturalmente dal punto di vista del far incrociare meglio domanda e offerta di lavoro. Qui, nonostante tutte le polemiche che si fanno, non c'è dubbio che c'è bisogno di manodopera, che questo problema è risolvibile visto, diciamo, la curva demografica del nostro paese solamente introducendo immigrati, e naturalmente sarebbe bene che questo avvenisse con delle politiche mirate del nostro paese e della nostra regione per introdurre risorse provenienti dall'immigrazione che siano formate in rapporto di collaborazione tra il nostro paese e gli altri, che siano firmate da dove esistono anche degli istituti tecnici superiori nei paesi di provenienza. E non c'è dubbio che così si potrà fare per affrontare la nuova fase che stiamo vivendo, per poter consentire alle nostre imprese di avere manodopera e manodopera professionalizzata. A proposito di migranti, ci sono i due fronti, nuovamente le tensioni tra Francia e Italia dopo le parole dei rappresentanti del governo francese, dall'altra la nuova bufera sul ministro Lollobrigida che intervenendo agli Stati Generali della Natalità ha detto esiste una cultura, un'etnia italiana, quella che la Treccani definisce raggruppamento linguistico-culturale, che immagino che in questo convegno si tenda a tutelare. Ma guardi, il nostro governo deve capire che se vuole affrontare il tema dell'immigrazione in una chiave europea, come è giusto che sia, perché non può essere scaricato solo sull'Italia, deve riuscire ad avere un'alleanza con i paesi principali, che sono Francia e Germania, e non sicuramente strizzare l'occhio e più di una volta anche votare insieme ai paesi come la Polonia e l'Ungheria, che poi sono i primi che dicono di no ad una gestione di tipo europea del fenomeno immigratorio. Quindi bisognerebbe che il nostro governo facesse una scelta ben precisa e che all'europeismo a parole si riuscisse a passare a quello relativo ai fatti. E così eviteremo anche queste polemiche che ci sono state anche per scelte discutibili del nostro governo nei confronti della Francia, che comunque non è immune da responsabilità circa la gestione dell'immigrazione. E per quanto riguarda il ministro Lollobrigida, cosa vuole che le dica? Per una volta egli stesso si è definito ignorante e non a conoscenza dei complotti a cui si faceva riferimento, delle teorie complottistiche a cui si faceva riferimento quando ha parlato di sostituzione etnica. Oggi ci ricasca, ho l'impressione che il suo sentire sia quello, e cioè che il suo modo di vedere abbia a che fare con dei principi e con dei valori che, per quanto mi riguarda, diciamo, sono molto lontani da quei valori di coesione, di gestione dei fenomeni complessi, di dignità delle persone, che per quanto mi riguarda sono al centro anche della mia cultura politica. Oggi agli Stati Generali della Natalità è intervenuto anche il pontefice Papa Francesco, lo leggiamo dal sito di Repubblica.it, che è intervenuto sul tema di cui stiamo parlando e dice: mai contrapporre la natalità all'accoglienza. Spesso questi due aspetti vengono messi l'uno a fianco all'altro, probabilmente con modalità e termini sbagliati. Ma sì, mi pare che ancora una volta da Papa Francesco vengano parole assolutamente perfette e condivisibili. Noi dobbiamo sostenere le politiche della natalità, della maternità, che poi sono una serie di servizi, non sono solamente politiche, in modo tale da affrontare quello che viene detto l'inverno demografico del nostro paese, anche dell'Europa. E contemporaneamente, come dicevo prima, non inibirci la possibilità di accogliere risorse che vengono umane, che vengono da altri paesi.
volerle contrapporre, come è stato fatto anche quello di cui abbiamo parlato prima, il ministro Lollobrigida e anche in parte dal presidente Meloni, è una scelta sbagliata. E poi bisogna ricordarci che per fare figli, per mettere su una famiglia, non ci sono solamente gli interventi economici, è necessario avere una serie di servizi che accompagnino quella famiglia, dagli asili nido all'assistenza, alla possibilità per le donne di offrire del supporto, per esempio, alla conciliazione tra lavoro e famiglia, oppure anche di fornire dei servizi a favore del sostegno degli anziani, perché se poi non c'è una politica per gli anziani se ne devono fare carico le famiglie, in qualche modo sottraendo del tempo, energie e magari le possibilità di costruire una famiglia. E quindi non si monetizza la maternità, è necessario fare delle politiche. E poi è possibile anche incentivare la nascita dei figli e anche le famiglie con figli, come abbiamo fatto noi con l'assegno unico, ma si tratta di una politica complessiva di welfare che va dagli asili nido agli anziani, come ho cercato di dire. Poi se succede che nella nostra regione non è possibile avere una visita, non si trova un medico di base, non è possibile avere una visita specialistica, e anche se hai un aumento, anche se hai un aiuto economico, magari quell'aiuto economico te lo devi utilizzare tutto per avere una visita privata, e vedete che così non funziona. C'è bisogno di una politica a 360 gradi che riguardi la famiglia e che riguardi il welfare della nostra società. Ha detto che parte dai bambini e che arrivi agli anziani, passando agli studenti universitari in questi giorni in protesta con le tende davanti agli atenei italiani. Anche in Veneto per il tema degli alloggi, del caro affitti, si cerca di tamponare ora, ci sono gli incontri con i rettori degli atenei, ma si chiede un intervento a livello governativo. C'è chi parla anche di fondi di PNRR per dare una risposta agli studenti. Sì, anche qui abbiamo registrato una polemica inutile e sbagliata all'interno del governo tra il ministro Valditara, che ha cercato di scaricare le colpe ai governi, alle città amministrate dal centro-sinistra, e poi la stessa ministra dell'università Bernini, che invece ha ripreso questo tipo di argomento. Il punto vero è che non c'è dubbio che nelle nostre città c'è un problema di case per gli studenti, c'è un problema di prezzi, c'è un problema di affitti, c'è un problema di introdurre degli elementi che possano calmierare questi costi per gli studenti. Poi nelle città turistiche, penso Venezia, ancora di più per ragioni legate agli affitti brevi, alle presenze dei turisti. Per cui è assolutamente necessario avere del sostegno pubblico. È stato indicato come necessario la possibilità di utilizzare i fondi del PNRR che il governo rischia di non utilizzare, ed è un fatto gravissimo, cioè di non utilizzare quei fondi che si chiamano per il Next Generation EU, e quanto di più adeguato c'è alle giovani generazioni che utilizzare quelle risorse anche per permettere di studiare. Poi bisognerebbe aumentare le borse di studio, perché guardi, la nostra regione è una di quelle che dà meno borse di studio agli studenti meritevoli e in condizioni di bisogno. E poi bisogna fare una politica più complessiva relativamente alla casa, e anche qui ci sono immobili che sono sfitti, di proprietà del demanio, di proprietà del Ministero della Difesa e di altre strutture, che potrebbero essere utilizzate in modo anche da creare elementi di rigenerazione urbana, che è un altro degli obiettivi appunto del piano del PNRR. Grazie davvero senatore per questa analisi, tematiche in discussione in questi giorni, in queste ultime ore sul tavolo. Grazie senatore Andrea Martella, segretario del Partito Democratico del Veneto. A risentirci a presto, grazie e buon lavoro. Grazie, buon lavoro anche a voi. Grazie senatore. Presidente, alla luce di tutti i dati che lei ci ha dato, qual è lo stato d'animo degli imprenditori oggi come oggi, se dovessero proiettarsi al futuro e guardare ai prossimi anni, tra i 1000 problemi, carenza di personale, aumento del costo delle materie prime, incertezza legata anche ai mercati esteri?
Ma, sapendo che gli imprenditori veneti si sono sempre rimboccati le maniche, hanno saputo affrontare grandi problemi, uno su tutto la pandemia. Certo, diciamo che insomma, insieme alle cose che ha detto lei ci sono tante altre problematiche, soprattutto in un luogo, in una zona come la nostra, dove c'è sempre stato un forte lavoro di fornitura sull'automotive. Mettiamoci insieme anche le questioni di elettrificazione dell'automotive. Per cui l'evoluzione dell'impresa e ricercare nuovi prodotti e nuovi servizi da dare sicuramente non è una cosa che fa paura all'impresa. I problemi più importanti secondo noi sono appunto quello di cui abbiamo parlato, la continuità aziendale, un ricambio generazionale che oggi evidentemente viene a mancare. E tornando un po' alla conclusione anche dell'analisi, il concetto è che se Conegliano perde 2.000 imprese e nella provincia di Treviso perdiamo 9.000 imprese, questo ha una forte ricaduta su tutta la società civile, perché la ricaduta in termini di tassazione e di servizi e di welfare che può portare l'impresa viene sicuramente a cozzare con quella che è l'attività degli amministratori comunali. Ecco il motivo per cui abbiamo chiesto agli amministratori comunali un confronto per capire quello che insieme si può fare per invertire il senso di marcia. L'altra cosa importante da dire, e riallacciandoci un po' a quello che diceva il senatore Martella, che ci sono anche delle buone pratiche anche in giro per l'Europa. La Germania 15 anni fa aveva la nostra stessa situazione demografica e lavorando con inclusione per gli immigrati, conciliazione tempo-lavoro, quindi welfare, soprattutto anche per le donne, e sulla politica per la famiglia, per la natalità, è riuscita ad invertire il tema demografico. E quindi le domande che dovremmo porci anche come cittadini, come imprenditori e come amministratori comunali è: cosa serve davvero oggi per evitare di andare verso una discesa che ahimè sarebbe davvero catastrofica, e quali sono gli strumenti che abbiamo a disposizione per far sì che l'impresa resti un tema importante che porta ricchezza nel territorio ai cittadini e porta un benessere economico, ambientale e sociale nella nostra provincia. Noi abbiamo delle idee, ecco perché abbiamo chiesto un confronto con gli amministratori per capire quello che nel locale si possa fare, e per quel che riguarda la politica a livello nazionale come interagire per portare avanti quelle politiche che solo in sede nazionale possono essere normate e legiferate. Avete avuto delle risposte a livello di amministrazione, a livello territoriale, troppo presto? No, cosa vi aspettate? I sindaci che c'erano nel giorno della conferenza stampa, I sindaci poi conoscono e quindi sono consapevoli di quelle che sono le problematiche. Insomma, sicuramente. I dati dei propri comuni li Esatto. sapevano, magari un'idea che abbiamo messe assieme non era così. Poi quando si dicono le cose, si portano i numeri, c'è sempre una riflessione più attenta. L'impatto è diverso sicuramente. E quindi ecco, ci hanno davvero chiesto anche loro, troviamoci per vedere cosa si può fare per far sì che la ricchezza possa restare, possa crescere e possa avere uno sviluppo migliore, perché ripeto, all'economia segue il welfare, segue a ricaduta il benessere anche nel territorio. Ma questi spesso quando si parla di carenza di personale si tirano in ballo i giovani e si punta il dito contro i giovani che hanno poca voglia di sacrificarsi di fronte magari ad orari di lavoro che comprendono magari anche il sabato e la domenica. Pensiamo insomma a quello che è tutto il mondo dei servizi, la ristorazione, l'hotelleria eccetera. Dall'altra si punta il dito contro gli imprenditori perché offrono contratti con salari troppo bassi. La verità solitamente sta nel mezzo, o dove sta la verità di questa situazione? Al di là che nascono pochi ragazzi, però insomma ragazzi ce ne sono, manca un dialogo con il mondo della scuola, cioè escono ragazzi poco formati, cioè qual è il nodo del problema, Presidente? Sta centrando un po' tutti i temi, diciamo, parto per quel che riguarda il rapporto tra datori di lavoro e collaboratori. Per quel che riguarda le nostre attività, devo dire che è un problema che non si pone, nel senso che andiamo sempre oltre quello che è il compenso mensile, il minimo previsto dalla contrattualistica nazionale del lavoro. Quindi
Per i nostri lavori spesso questo non è un problema. Il problema è che poi a volte ce li rubiamo anche tra azienda ed azienda, visto che abbiamo questo deficit. Come associazione ci spendiamo davvero in maniera importante per far sì che i giovani conoscano anche quelli che sono questi tipi di lavori, perché c'è un po' la mentalità, il concetto che esistono dei lavori di serie A e lavori di serie B. Però devo dire che guardando quelli che sono gli stipendi di alcune categorie sicuramente, e soprattutto anche la tecnologia e l'innovazione che ha avuto una serie di mestieri artigiani, non è davvero questo il tema. Il tema è portare conoscenze nella scuola, far sì che i giovani capiscano che tipo di lavoro potrebbero andare a fare, e questo lo facciamo sia con delle attività formative, con dei quiz, degli show, in modo da interagire nel migliore dei modi con i ragazzi delle secondarie. Dall'altra parte c'è una collaborazione continua con gli istituti tecnici, con licei, per quel che riguarda la collaborazione dal punto di vista dei laboratori, delle opportunità che possono portare le aziende, ma anche la collaborazione che può svolgersi sia in questioni di PCTO, alternanza scuola-lavoro, e soprattutto in questi ultimi periodi noi stiamo spingendo su quello che è l'apprendistato duale, perché è un sistema che dà la possibilità al ragazzo di capire se quella è la propria strada e all'azienda di riuscire a far capire che quello può essere il mestiere per un ragazzo che ha quel tipo di talento, perché poi ognuno ha dei talenti e quindi noi crediamo fermamente nei giovani. È vero che in Italia c'è una percentuale di net importanti, però lavorando in questo modo, con l'informazione, portando i ragazzi in laboratori didattici, facendogli toccare con mano, facendogli provare di che cosa stiamo parlando, credo che la cosa possa sicuramente interessare di più e andare verso un giovane più interessato a questo tipo di professionalità. Quindi incentivare quella voglia che c'è magari nei ragazzi, che va coltivata e che va proprio trasmessa, portandoli a toccare con mano quello che potrebbe essere il loro lavoro futuro, così si possono crescere gli imprenditori di domani, di cui abbiamo tanto bisogno. L'abbiamo capito grazie all'analisi della Confartigianato Imprese Conegliano. Grazie Presidente Silvano Dalbò per averci aiutato ad analizzare un po' meglio la situazione, e grazie davvero Severino Dalbò. Buon lavoro, e vedremo se nel proseguo delle prossime analisi la situazione migliorerà e ci sarà questa inversione di marcia di cui abbiamo bisogno. Grazie dunque Severino Dalbò, Presidente Confartigianato Imprese Conegliano. Buon lavoro Presidente. Noi andiamo avanti con le notizie, torniamo alla notizia d'apertura di cronaca, all'omicidio di Varago di Maserata, perché la nostra collega Daniela Sizia pochi minuti fa ha raggiunto il procuratore di Treviso, Marco Martani, su questa vicenda. Posso confermare che è stato arrestato un ragazzo di Treviso, dell'età di 18 anni, che in sede di dichiarazioni spontanee ha ammesso di essere lui l'autore del fatto e ha riferito che questo è maturato in un contesto di cessione di stupefacente. D'altra parte sul posto sono stati sequestrati dai carabinieri sia il coltello da cucina utilizzato per l'omicidio, sia dei quantitativi di hashish, quindi un panetto di circa mezzo etto e 9 involucri per un peso complessivo di poco meno di 9 grammi, quindi un involucro di circa 1 grammo l'uno, e una somma in contanti di 240 euro. Sono anche in corso, in parte sono già state effettuate le assunzioni di informazioni dagli altri ragazzi che erano sul posto. 2 erano venuti da Treviso, minorenni venuti da Treviso insieme all'arrestato, e altri 2 che del posto, che invece erano amici della vittima e che hanno poi soccorso la vittima, cercando anche di praticare degli interventi di emergenza, ma senza alcun successo, perché le ferite erano mortali. Il contesto in cui è avvenuto l'episodio è in corso di approfondimento da parte dei carabinieri e del pubblico ministero. Domani verrà chiesta la convalida dell'arresto e l'interrogatorio di garanzia del GIP dovrà avvenire entro le successive 48 ore, quindi verosimilmente lunedì mattina. L'accusa, procuratore? L'accusa è di omicidio volontario,
e di omicidi volontari. Mentre i 2 ragazzi sentiti ieri, per loro al momento non c'è nulla a carico. Al momento per i 2 minorenni che avevano accompagnato l'arrestato non ci sono imputazioni, sono stati sentiti come testimoni. Ecco, al momento del fatto c'erano soltanto il presunto killer. Sì, erano tu per tu, al momento del fatto erano tu per tu. Queste le parole del procuratore di Treviso Martani sull'assassinio del 17enne ieri pomeriggio a Varago di Macerata. Poi questa sera nei nostri notiziari faremo un riassunto, una sintesi di tutte le novità emerse di cui vi abbiamo raccontato in questa prima edizione. Tra pochissimo apriremo la pagina dedicata alla politica, meno 2 giorni alle amministrative, occhi puntati su Treviso e Vicenza. Allora andiamo proprio a Vicenza con la nostra Luisa Bertini, perché la Questura ha ultimato i dettagli sul fronte della sicurezza, della gestione di queste 2 giornate di voto. Buongiorno a Luisa Bertini. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia del questore di Vicenza Paolo Sartori, perché tutto è pronto, la macchina organizzativa e della sicurezza in vista dell'Election Day. Come vi siete organizzati? Ho firmato poco fa l'ordinanza che prevede l'impiego di circa 250 appartenenti alle forze di polizia, comprese le polizie locali, che dovranno appunto essere dislocati all'interno dei singoli seggi, e una parte di essi verranno impiegati per la vigilanza mobile, quindi per servizi di controllo e di ispezione. Ovviamente parliamo del territorio provinciale, perché saranno 9 comuni della provincia più Vicenza. Sì, in ciascuno di questi comuni sono stati predisposti dei plessi elettorali che saranno appunto vigilati sia dall'interno che dall'esterno. Ecco, tutto questo per garantire la sicurezza nelle operazioni di voto? Sì, assolutamente sì. Lo scopo di questi servizi di ordine e di sicurezza pubblica sono quelli di far sì che le operazioni di voto possano svolgersi nella massima tranquillità e garantire a tutti i cittadini di poter accedere ai seggi elettorali nella massima sicurezza. Ecco, quali saranno le forze di polizia coinvolte? Saranno polizia, carabinieri, guardia di finanza e le polizie locali. Oltre a ciò è previsto l'impiego in casi di emergenza che si spera non debbano accadere, e anche dei vigili del fuoco e altri mezzi di soccorso. Ecco, io ringrazio il questore di Vicenza e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie Luisa Bertini, grazie al questore di Vicenza. Restiamo in provincia di Vicenza, andiamo a Bassano. Era definito il terrore del centro, il pregiudicato che è stato identificato dalla polizia. Clandestino e pregiudicato viene identificato dalla polizia e portato in un centro di permanenza per i rimpatri. Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Bassano hanno individuato nei pressi della stazione ferroviaria della città del Ponte un cittadino marocchino di 24 anni, residente in Italia senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine e già colpito da un foglio di via obbligatorio del comune di Castelfranco. Il giovane è stato accompagnato in commissariato, dove si è scoperto che era clandestinamente presente nel paese perché il permesso di soggiorno gli era stato negato dal questore di Vicenza. Il 24enne era infatti responsabile di detenzione, spaccio di droga, di porto d'armi, furti e rapine. Entrato in Italia nel 2018, il giovane era stato denunciato nel 2021 per aver danneggiato, in preda ai fumi dell'alcol, la sala d'attesa della stazione ferroviaria di Bassano. Nell'agosto dello stesso anno veniva nuovamente denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e violenza nei confronti di una pattuglia della Guardia di Finanza che era intervenuta a seguito del furto di alcolici all'interno di un ristorante. Una volta fermato aveva scagliato contro la vettura dei finanzieri le bottiglie che aveva appena rubato, tentando poi la fuga. A partire dai primi mesi del 2022 il marocchino si era reso responsabile di una preoccupante escalation di reati dopo aver tagliato definitivamente i legami con la famiglia. A Cassola invece un gatto aiuta a sventare un furto. Il gatto lo sveglia nel bel mezzo della notte e lui scopre che i ladri stanno svuotando una ditta di autotrasporti adiacente alla sua proprietà. È successo questa notte in via De Gasperi a Cassola, dove un residente ha scoperto un maxi furto in corso alla ditta di trasporti TM Marchiori, proprio grazie alle insistenze del suo amico a quattro zampe. L'uomo ha infatti sentito dei rumori provenire dal suo giardino, gli stessi che avevano messo in agitazione il gatto, e si è accorto che nella proprietà c'era un via vai di sconosciuti che utilizzavano le sue carriole per prelevare la refurtiva dal capannone della ditta di trasporti e depositarla in un furgone parcheggiato in strada.
I visitatori notturni avevano tranciato un pezzo della recinzione per raggiungere il magazzino della ditta, dove il telo di un camion era stato tagliato per poter mettere le mani più facilmente sulla merce stipata nel rimorchio. Subito è scattata la segnalazione al 112 e sul posto sono accorsi i carabinieri del radiomobile di Bassano, che hanno bloccato uno dei malfattori mentre tentava di scappare a bordo del furgone. I complici si sono dati alla fuga nei campi vicini e non è stato possibile acciuffarli. Nel cassone del mezzo c'erano molti scatoloni contenenti occhiali griffati rubati da un camion della Marchiori che avrebbe dovuto effettuare una consegna in queste ore. Il valore della refurtiva si aggira attorno ai 100.000 euro. L'arrestato è un 31enne di origini romene che è stato processato per direttissima al Tribunale di Vicenza e condannato a 1 anno e 7 mesi di reclusione più una multa di 400 euro. È già stato rimesso in libertà. E allora apriamo la pagina che ci porterà poi tra pochissimo all'ultimo per questa prima edizione confronto elettorale in vista delle amministrative per quanto riguarda Treviso, e apriamo questa pagina con un'analisi molto particolare che ci porta a vedere come la campagna elettorale si sia giocata anche sui social. Ormai è da diversi anni, da diverse tornate elettorali che vediamo come il confronto politico si sposti dai manifesti elettorali che eravamo abituati a vedere affissi nei nostri comuni alla rete, ai diversi social. Anche le ultime politiche avevano portato esponenti dei maggiori partiti a confrontarsi anche su TikTok, che però per queste elezioni poco è stato utilizzato, se forse addirittura non è stato utilizzato dai protagonisti. Buongiorno ad Andrea Altinier, docente di comunicazione allo IUSV ed esperto di comunicazione politica, che insieme al collega Massimiliano Moschina hanno fatto questa analisi per capire come i candidati, in particolar modo a Treviso e Vicenza in corsa per la poltrona di sindaco, hanno utilizzato i social. Altinier, che cosa ne emerge innanzitutto? Un'analisi generale. Innanzitutto dal punto di vista generale possiamo trovare alcuni punti in comune tra il contesto di Vicenza e quello di Treviso. Innanzitutto quello che giustamente ha citato lei in apertura, ovvero l'assenza di TikTok, che invece a livello nazionale, in particolare con Meloni, Salvini, ma poi lo stesso PD, 5 Stelle, era entrato in maniera prepotente in campagna elettorale. In questo caso i nostri candidati utilizzano prevalentemente Facebook e in particolare anche Instagram, che rispetto alla scorsa tornata elettorale delle amministrative del 2018 è una novità, perché comunque si è allargato il suo utilizzo. L'altro elemento è che non c'è più un'ossessione social, ovvero oggi i candidati integrano queste piattaforme insieme ai vecchi comizi, che rimangono sono tornati ad essere un punto fondamentale. Quindi territorio e social oggi convivono e sono complementari e non sono più escludenti uno dall'altro. Perché si parla di amministrative dove sappiamo l'analisi è diversa rispetto a quella che può essere l'appuntamento con le elezioni politiche. Qui il rapporto col territorio è molto vivo, il contatto con i cittadini per i candidati rimane prioritario. Anche perché si avvicinano fasce di popolazione più anziana che difficilmente si raggiungerebbe con i social. Certamente il vecchio porta a porta rimane per le elezioni amministrative, probabilmente anche in comuni non eccessivamente vasti come possono essere magari Milano e Roma, che rappresentano le realtà a sé, ma Treviso e Vicenza, dove vi è un stretto rapporto tra la comunità e il sindaco, e come dico sempre il sindaco ha i cittadini fuori dal municipio e quindi ne conosce spesso anche il nome. In questo poi rientra anche il format in particolare di Mario Conte, che con il caffè con il sindaco spesso entra proprio nella casa degli elettori o dei cittadini, ed è un format anche apprezzato dagli stessi cittadini, come giustamente ha suggerito lei, da quegli anziani, perché lo vedono come un segnale di vicinanza. Al di là di questo però abbiamo visto i classici comizi, come dicevo prima, che sono rimasti un tema assolutamente centrale. Certo, attenzione però, non escludiamo il fatto che i social permettono sempre di raggiungere quel target molto appetibile per chi si candida a una corsa anche alle comunali, che sono quello dei giovani. Perché? Perché i giovani da un lato faticano a partecipare attivamente ai momenti di attività politica della campagna elettorale, come comizi, eventi, incontri, anche se essi sono aperitivi.
c'è sempre una barriera che è difficile da sconfiggere, invece attraverso i social, e su questo Instagram sicuramente è una scelta che i candidati hanno fatto per raggiungere l'universo giovanile, rappresenta un buono strumento per andare a prenderli, anche se, attenzione, ricordiamoci che i leader nazionali erano scesi su TikTok anche proprio perché i diciottenni abitano quel social. È una misura per provare a arginare quello che è il grande vincitore delle ultime elezioni, che è l'astensionismo, e si cerca in tutti i modi, insomma, di raggiungere più elettori possibili. Allora, Altinier, proviamo ad analizzare Treviso e poi Vicenza per capire chi sono i candidati, qual è il candidato che maggiormente ha utilizzato questo strumento, anche attraverso queste tabelle che voi avete proprio fatto in seguito alla vostra analisi. Treviso. Sì, la ringrazio per l'attenzione sull'analisi. Cercherò di non annoiare il pubblico entrando in maniera specifica sui numeri, ma dando un quadro generale. Le realtà sono completamente diverse. Nel senso che a Treviso, se la paragoniamo, visto che in questi giorni va di moda la corsa in rosa, il Giro d'Italia, c'è un fuggitivo che è Mario Conte, che per numero di utenti, per post, per interazioni giusto per renderlo in linguaggio comune, sono diciamo non solo la visione di un post e un like, ma anche mettere un commento, ricondividerlo, e quindi vuol dire che è stato letto e che si è soffermati su quel contenuto. Mario Conte, come vedete dai numeri, ha un vantaggio enorme. Se solo pensiamo al totale di post, ne ha prodotti 400 negli ultimi 2 mesi, ha quasi 200.000 interazioni e ha una fanbase di 64.000 persone. Il secondo, che è Nicolò Rocco, ne ha 5.000, per far capire anche il distacco. Perché ho citato Nicolò Rocco? Perché in realtà è la vera novità di questa campagna elettorale, nel senso che il secondo classificato, diciamo, nel gruppo che insegue è proprio Nicolò del Terzo Polo, che è l'elemento sorpresa di questa campagna per il suo dinamismo, che poi si riscontra anche nella comunicazione offline, e stacca, insomma, riesce ad essere più incisivo rispetto a De Nardi e Mestriner. Lo stesso Mestriner in qualche modo ha alcuni indicatori più forti dello stesso De Nardi, sia nelle interazioni, quindi nella relazione, che anch'esso anche nella fanbase su Facebook, dove sono vicini. In passato, insomma, l'alter ego della Lega era sempre stato il centro-sinistra, invece in questo caso sui social è in qualche modo rimescolato, a segnalare, insomma, un elemento di difficoltà per il centro-sinistra per una campagna elettorale che si prospetta, insomma, abbastanza certa nell'esito per il sindaco uscente. Completamente rovesciata invece la situazione a Vicenza, dove c'è un testa a testa in cui Rucco e Giacomo Possamai, che è il candidato, insomma il competitor del sindaco uscente, sono vicini, sono a spanne in quasi tutti gli indicatori. Anzi, dobbiamo dire la verità che in particolare su Instagram Giacomo Possamai è più avanti, nel senso che ha di poco in percentuali diciamo non di distacco evidente, però ha una relazione sia più forte in termini di numero di follower che di interazioni. Questo rispecchia la campagna elettorale vicentina, in cui sembra che la situazione sia più aperta rispetto a Treviso. In entrambe, diciamo, le campagne elettorali poi abbiamo notato che tendenzialmente non si cerca la polemica nei social, ovvero ognuno fa la sua narrazione e pubblica i suoi contenuti. La nostra analisi si era fermata mercoledì. Devo dire che negli ultimi giorni, in particolare a Vicenza, la temperatura si è un po' scaldata, il termometro si è un po' alzato, fisiologico, insomma, in chiusura di campagna elettorale, ma soprattutto perché dai numeri che stanno circolando tra gli addetti ai lavori, e anche se non si dovrebbero dire, sembra che un candidato sia vicino al 50 e invece c'è chi ha l'obiettivo di andare al ballottaggio, quindi da un lato c'è chi cerca di fare gli ultimi 100 metri sprintando con un contenuto più aggressivo, dall'altro invece naturalmente c'è chi cerca di contenere la fuga, però in ogni caso siamo rimasti molto, diciamo, soddisfatti dall'analisi, perché per un motivo molto semplice che ho già in qualche modo sottolineato: i social non sono più, non c'è più questa corsa spasmodica ai social, ma c'è anche una cura nella gestione dei contenuti. Infatti sono aumentate a dismisura le foto, i video, le infografiche. Questo testimonia che i candidati si affidano a dei professionisti, e ribadisco, per quel che poi diceva lei per la partecipazione,
il fair play sicuramente aiuta, nel senso avere due candidati che presentano la loro proposta programmatica anche sui canali digitali probabilmente potrebbe riavvicinare i cittadini, perché non vedono le solite liti da quartiere che avvengono spesso nella politica. Per quanto riguarda i contenuti, quindi prevale l'immagine al testo, cioè quando apriamo un social il candidato sceglie l'immagine d'impatto piuttosto che magari tanti discorsi? Perfettamente centrato il tema. Il format del contenuto ormai abbiamo visto per una media un range che va dall'80 al 90% sono foto e video. Molto spesso ormai i testi certo ci sono, ma è una riga introduttiva giusto per perimetrare e contestualizzare la situazione in cui si è inseriti, in cui il post fa riferimento. Questo conferma un trend più ampio, no? Perché poi Instagram è il social delle foto, e se pensiamo poi a TikTok, anche se non è stato utilizzato in questa campagna, è il social dei video. Questo cosa ha significato? Che da un lato, se in passato rispetto alla composizione di un testo in qualche modo il candidato poteva essere autonomo, adesso per foto e video deve dotarsi di una struttura. Questo anche per un tema molto semplice, più di comunicazione politica. Rispetto al testo, foto e video hanno un'empatia e una carica emotiva diversa. Facciamo anche un esempio abbastanza banale accaduto ieri, naturalmente, e se noi scriviamo un post in cui diciamo che oggi è venuto a vedere la nostra campagna Salvini, e invece mettiamo una foto tra noi e Salvini, o tra noi e Zaia, o tra noi e Giorgetti, per fare l'esempio di Mario Conte, questo ha un impatto diverso. Si chiama photo opportunity tecnicamente, significa che si aumenta in qualche modo l'impatto emotivo che si ha nell'elettorato. Ultimissima domanda per capire se nel futuro, quindi nelle prossime elezioni, dovremo sempre più andare sui social per cogliere gli elementi della campagna elettorale dei sindaci, e se questo andamento, perché abbiamo preso in considerazione due capoluoghi, Treviso, Vicenza, due grandi città, potrebbe interessare anche i comuni più piccoli. Già adesso vediamo che anche i candidati sindaci dei comuni più piccoli giocano molto sui social, intervengono molto sui social per questa campagna elettorale. Sempre più andremo su questa strada, Altiniera? Sì, certamente questa strada rimarrà un punto fermo, un pilastro delle prossime elezioni, non si tornerà più indietro, ma come abbiamo visto in queste due tornate c'è più un equilibrio, nel senso che i candidati hanno capito che, torniamo nel format classico, il porta a porta, un comizio che per alcuni anni è stato visto come un'accezione negativa, oggi è tornato ad essere un elemento della comunicazione politica dei candidati. Quindi sì, è vero social, ma non saranno più l'unico elemento. È vero che saranno utilizzati anche dai comuni più piccoli, perché ormai è una piattaforma, come dicevo prima, per raggiungere i giovani. Attenzione però anche in questo, perché c'è sempre un tema che riprendiamo il discorso sulla partecipazione, a cui tengo molto, e ha fatto bene a metterlo sul tavolo. I numeri sui social, e lo abbiamo detto anche nell'analisi, non significano intenzioni di voto, non significano neanche partecipazione, purtroppo, perché come abbiamo visto anche a volte in casi nazionali o in grossi afflussi sulla rete, sul digitale, poi non è che si traducono nelle urne piene o in un pieno di voti. Questo naturalmente è un termometro di partecipazione, ma che poi non è detto che sia quella fisica. Molte volte poi vediamo che magari ci sono community digitali che sostengono una causa, se questa causa si sposta in una piazza, la community si sgonfia, e quindi bisogna stare estremamente attenti. Quindi potrebbe valere il detto social pieni, urne vuote. Altrimenti avremmo la coda fuori dalle urne se ad ogni like corrispondesse poi anche la partecipazione al voto. Grazie davvero, grazie Andrea Altinier per questa analisi. Poi magari nelle prossimi anni vedremo di fare un'analisi anche così, la lancio lì, per i comuni più piccoli, per capire quella che è la risposta, il coinvolgimento dei social anche nelle campagne elettorali dei comuni appunto più piccoli. Grazie mille, ci mettiamo già al lavoro allora. Perfetto, appuntamento allora tra un anno. Grazie ad Andrea Altinier, docente di comunicazione allo IUSO, e buon lavoro, a presto, grazie davvero. Noi adesso ci fermiamo, abbiamo il meteo, poi la pubblicità, e poi qui con me Giorgio Denardi, candidato sindaco per il centro-sinistra, Andrea De Checchi, candidato della lista Conte, una delle liste che appoggia il sindaco uscente Mario Conte. Come detto, ultimo confronto per questa prima edizione, perché dalla mezzanotte
mezzanotte scatta il silenzio elettorale. Meteo, pubblicità tra pochissimo. La tua bolletta continua a salire? Chiama lo 0422 32 06 05. Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Bentrovati al meteo. Sarà ancora perturbato sul nostro territorio, ancora condizioni di maltempo. Il dettaglio di venerdì 12 maggio. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata da un tempo spiccatamente instabile, con precipitazioni a carattere sparso e discontinuo, più diffuse nel pomeriggio ma improbabile diradamento in serata sulle zone dolomitiche. Temperature in ripresa, minime tra 8 e 13 gradi, massime invece tra i 14 e i 17 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo nuvoloso, in giornata piogge sparse e intermittenti, in genere moderate, con probabili rovesci o temporali su pianura e costa. Temperature minime sui 10-14 gradi, massime sui 15-17 all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà irregolarmente nuvoloso con rovesci sparsi. Temperature minime intorno ai 10 gradi, massime infine che si attesteranno tra i 16 e i 17 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. La tua bolletta continua a salire? Chiama lo 0422 32 06 05. Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Rieccoci in diretta e come detto per questa prima edizione, ultimo spazio del confronto politico, dalla mezzanotte scatta il silenzio elettorale, mancano 2 giorni al voto di domenica e lunedì che Antenna 3 seguirà naturalmente come sempre, non mancheremo in una lunga maratona elettorale. Allora per questo confronto ho in studio il candidato sindaco per il centro-sinistra Giorgio De Nardi, grazie per essere con noi, ben ritrovato e tra pochissimo arriverà anche il candidato della lista con te, una delle liste che appoggia il sindaco uscente Mario Conte, Andrea De Checchi, vice sindaco uscente. Abbiamo sul tavolo tante tematiche, tra l'altro c'è un aggiornamento, una novità che riguarda anche l'aeroporto, ma la discutiamo tra pochissimo appena arriva anche il vice sindaco, perché il tema dell'aeroporto è un tema molto importante per il futuro della città, De Nardi. Ma iniziamo subito facendovi vedere un servizio che riguarda la protesta degli studenti universitari, protesta che va avanti. Sapete che all'esterno di vari atenei italiani ci sono delle tende all'interno delle quali ci sono gli studenti per attirare l'attenzione sul grave problema del caro affitti e alloggi proprio per gli studenti. Vediamo il servizio dalla nostra redazione di Padova e poi iniziamo da qui la nostra discussione. Cena a base di pizza e poi seconda notte in tenda per gli studenti universitari che da mercoledì pomeriggio sono accampati sotto i portici del Bo, sfidando la pioggia e le temperature in diminuzione di questi anomali giorni di inizio maggio. Dopo le visite eccellenti di ieri, questa mattina a dare loro il buongiorno è stata la rettrice dell'Università di Padova, Daniela Mapelli. Io sono con gli studenti, questa è una protesta assolutamente educata, silenziosa. Stamattina io sono stata dagli studenti perché appunto hanno le tende sotto il Bo e devo dire che si è sparsa in tutta Italia perché il problema abitativo sta diventando un problema abitativo importante e io penso che a questo punto tutte le amministrazioni si devono mettere a ragionare, a riflettere per un progetto comune che vada poi a soddisfare le esigenze degli studenti, ma io non penso solo agli studenti. Se c'è carenza di appartamenti in locazione, questo riguarda anche le giovani coppie, anche i non studenti, per cui penso che vada affrontata in maniera progettuale. Il presidio continuo, annunciano gli studenti che chiedono un intervento da parte del Ministero e della Regione. Il tema dell'abitare, della residenzialità è un tema prettamente regionale. Noi siamo qui, continueremo a stare qui, a dormire qui affinché la Regione possa una volta per tutte ascoltarci e prendere in considerazione le nostre istanze.
Nel frattempo è arrivato Andrea De Checchi, vice sindaco uscente, candidato con la lista Conte, una delle liste che sostiene il sindaco uscente Mario Conte. Buongiorno. Buongiorno. Ben arrivato. È un déjà vu per qualche nostro telespettatore, perché proprio Denardi e De Checchi erano stati ospiti del nostro direttore Luigi Baccialli a Focus TG proprio all'inizio della campagna elettorale. Ci si ritrova alla fine. Allora, prima di parlare della questione alloggi per gli studenti, vi chiedo subito un bilancio. Si arriva alla fine e si tirano le fila. Che campagna elettorale è stata per lei, Denardi? Posso svelare quello che mi ha detto all'inizio? Ho detto, all'inizio non è stato semplice, ma adesso certo. Mi sono anche divertito. Lei, che ieri tra l'altro si è definito proprio ai microfoni di Cristiano Alboit un alieno della politica, ha detto ne vado anche orgoglioso. Sì, e infatti questo è il concetto base. Ho voluto portare una metodologia, un approccio diverso a quello a cui eravamo abituati nella politica, proprio perché sentivo il bisogno di fare la differenza rispetto a una politica che non mi ha mai convinto, non mi ha mai entusiasmato. Quindi il primo aspetto che ho voluto mettere a punto è stato quello della squadra, raccogliendo una coalizione di 6 liste con 173 candidati, che in tempo di astensionismo e di disamore e scetticismo verso la politica è un segnale molto forte. Questi candidati sono di grande valore, oltre che numericamente di gran lunga superiori a quelle delle altre liste, e hanno fatto un ottimo lavoro sul territorio di cui vado molto orgoglioso. In 40 giorni abbiamo preparato un programma che è straordinario, è molto molto interessante, sia per i quartieri, sia per le varie età di appartenenza, con una serie di soluzioni innovative che sono frutto del dialogo con la cittadinanza. Abbiamo fatto moltissimi incontri a livello di quartiere, dove c'era il tutto pieno, c'era 150-200 persone alla volta. Abbiamo fatto il pieno con riunioni di contenuto importante, come con Carlo Cottarelli, con i sindaci di Verona, Padova e Rovigo, e con la segretaria Schlein del PD domenica scorsa. Quindi abbiamo visto una piazza dei Signori piena, come era da anni che non si vedeva, e tutto questo mi ha portato a dire abbiamo fatto un ottimo lavoro, in praticamente 3 mesi abbiamo messo in piedi veramente un gran bel lavoro con la cittadinanza, e questo è il motivo di orgoglio principale. De Checchi, una campagna elettorale che, se potesse sintetizzarla in poche parole, come la definirebbe per quanto riguarda il centrodestra? Noi abbiamo governato, quindi è stata una campagna elettorale sostanzialmente legata alla valorizzazione dei progetti che abbiamo realizzato in questi 5 anni e di quelli che vorremmo realizzare nei prossimi 5. Quindi è stata una campagna elettorale assolutamente all'insegna della sostenibilità dei progetti fatti e delle idee che dobbiamo porre ancora in essere. Quindi devo dire è stata una campagna molto legata all'attività che da un punto di vista amministrativo abbiamo svolto. Noi siamo assolutamente convinti di aver ben amministrato la città in questi 5 anni e pertanto sentivamo l'esigenza di continuare nel percorso che è stato fatto in questi 5 anni, senza particolari voli pindarici, ma semplicemente dicendo e raccontando quello che è stato fatto e quello che è ancora da fare e per il quale è stato posto le basi in questi primi 5 anni di lavoro. È stata una campagna elettorale dove naturalmente, come sempre, ci sono state delle frecciatine dall'una e dall'altra parte, ma comunque giocata nel fair play. De Checchi e poi Denardi? Ma ogni competizione, per quanto mi riguarda, se non è fair non è una competizione vera, quindi non c'è un'alternativa all'essere fair nelle competizioni elettorali. Poi è evidente che, come sempre in campagna elettorale, i toni a volte si possono surriscaldare, si possono dire delle imprecisioni, si possono dire delle inesattezze, si possono dire a volte anche cose non volute. Devo dire l'importante è il mantenimento dell'onestà intellettuale, nel senso che per quanto alcune cose possano essere magari viste in maniera decisamente amplificata dall'agonismo elettorale, l'importante è stare assolutamente ancorati alla realtà, e quindi anche da un punto di vista lessicale chi fa politica deve sempre stare attento ai termini che usa, perché molto spesso magari i termini
potrebbero condurre a affermazioni o a circostanze che non rappresentano esattamente la verità. Ciò detto, devo dire che a parte 1 o 2 episodi o 1 o 2 imprecisazioni di natura lessicale o fraintendimenti, mi sembra che quantomeno tra candidati la campagna elettorale sia stata svolta tendenzialmente all'interno dei limiti. Denardi. Allora, io ieri ho affermato che mi sento un alieno, lo ribadisco, sì, sono un alieno di questa politica perché devo dire che ho sviluppato la mia azienda in un mercato iper competitivo come quello del digitale, con colossi contro colossi tipo Google, tipo Salesforce, eccetera, e non ho mai visto niente di così competitivo e così diciamo anche poco fair play come modalità di sviluppare una competizione come quella di questi 3 mesi. Non è solo un fatto lessicale, anzi c'è proprio quello che sta dietro il lessicale, nel senso che c'è un'apparenza che è fatta di dichiarazioni, affermazioni, promesse e poi dietro non c'è sostanza. Allora, quello che noi abbiamo cercato di introdurre è stato quello di a ogni promessa agganciare anche una sostanza e un contenuto. Tutti gli eventi che abbiamo fatto durante la campagna elettorale sono stati eventi e iniziative di contenuto dove abbiamo portato grandi professionisti, grandi imprenditori, grandi politici a discutere con la cittadinanza per entrare nel merito delle questioni, perché i cittadini hanno bisogno di capire, di essere ascoltati, di partecipare. Allora, quello che ho visto come abitudine invece della politica è quella di affermare un sacco di promesse e di iniziative che poi non hanno contenuto, perché se noi andiamo a vedere il programma proposto da 5 anni fa con cui ha vinto l'attuale giunta le elezioni, abbiamo riscontrato oltre 50 inadempienze. Quindi io sono un po', come dire, sorpreso da questa mancanza di sostanza rispetto alle promesse. Cioè, in questi 5 anni abbiamo fatto veramente poco a Treviso, troppo poco. Se noi dobbiamo essere contenti per quello che è stato fatto, beh, allora vuol dire veramente accontentarsi del minimo del minimo. All'inizio della campagna avevo definito il sindaco come un buon amministratore di condominio. Devo dire che un buon amministratore di condominio si occupa anche, per esempio, di fare andare d'accordo la collettività. Noi in questi incontri degli ultimi settimane abbiamo riscontrato un sacco di problemi anche di convivenza all'interno dei quartieri e del centro, perché non ci sono delle regole applicate come si deve, quindi c'è una forma di tolleranza verso, per esempio, i parcheggi, verso gli orari di apertura dei locali anziché di chiusura, verso il tollerare attività, diciamo, deviate o comunque borderline. Non c'è un ordine che viene fatto rispettare, c'è una forma di tolleranza che crea forti disagi a livello della cittadinanza. Questo è uno dei messaggi forti che abbiamo raccolto nelle ultime settimane parlando con i cittadini. Per cui io dico, fair play ne ho visto veramente poco, anzi ho subito sulla mia pelle tutta una serie di cose che non avrei mai immaginato di vedere, però questa cosa mi diverte e mi carica, perché dico, beh, se queste sono le regole del gioco, va bene, noi siamo pronti, noi giochiamo una partita diversa, nel senso che rispettiamo il nostro avversario, cerchiamo sempre il dialogo, però rivendichiamo anche la difesa della verità, perché se poi vengono annunciate delle cose e non vengono fatte, la cittadinanza è giusto che lo sappia. Poca concretezza dietro alle parole, dice Denardi, di Checchi, la replica. Ma devo dire, allora, io capisco naturalmente che chi deve rincorrere evidentemente sta anche nella regola del gioco, probabilmente ha la necessità di dipingere un quadro a tinte diverse rispetto a quello che è la realtà. Io vedo un quadro completamente diverso e sono sicuro che lunedì sera questo sarà assolutamente all'occhio, all'evidenza di tutti. Io ho girato molto in questi 5 anni e in modo particolare anche quest'ultimo mese di campagna elettorale
percepisco esattamente il contrario, percepisco invece una cittadinanza decisamente soddisfatta per quello che è stato fatto, assolutamente convinta della bontà dei progetti per i prossimi 5 anni, e vedo invece che dall'altra parte, evidentemente presa anche coscienza di un consenso decisamente ampio, bisogna necessariamente alzare i toni o dipingere di colori diversi fatti accaduti in determinati modi. È una politica che personalmente non mi piace, non mi appartiene, preferisco ai proclami o alle piazzate i fatti concreti, e sono certo che questo atteggiamento, che si ispira a un pragmatismo amministrativo decisamente improntato alla sostenibilità delle idee e dei progetti, anziché a, devo dire, superflue, se non addirittura dannose, diatribe o lessicali, o peggio frutto di fantasia vera e propria, viene apprezzato dai cittadini. Quindi francamente, pur comprendendo, facendo politica da diversi anni, quale sia anche la necessità o l'esigenza di chi deve trovarsi a rincorrere, francamente preferisco sempre immaginare che vi sia un modo di far politica che sia sempre molto più attento ai temi, alle necessità dei cittadini, che non semplicemente a cercare di recuperare uno 0,2, uno 0,3 o uno 0,5 di consenso con qualunque modo o circostanza possa venirci in mente in quel momento. Allora, proviamo ad entrare nei temi che a livello nazionale ma si ripercuotono anche sul territorio. Abbiamo visto il servizio della protesta degli studenti universitari, sappiamo come Treviso abbia questa vocazione universitaria, incremento dei corsi, un nuovo progetto per una vera e propria cittadella universitaria. Certo è che il tema degli alloggi universitari è un tema che dovrà essere affrontato probabilmente come prioritario, che alla luce proprio della situazione che stanno vivendo gli studenti, se vogliamo poi che questo sviluppo della città diventi reale al 100%. Assolutamente sì, devo dire, noi abbiamo puntato moltissimo sull'incremento dell'università, gli accordi che sono stati raggiunti sia con l'Università di Padova che con l'Università di Venezia, gli investimenti fatti ad esempio sul Turazza per ampliare i corsi e ampliare la capacità della città di ricevere universitari, sia fondamentale. Personalmente peraltro credo che rispetto ad altre fantasiose ipotesi di aumento della residenzialità, quella universitaria sia probabilmente la via più veloce e più realizzabile, quantomeno nel breve termine, per aumentare il numero di residenti in centro storico, con tutte le ricadute che questo naturalmente può avere. Quindi certamente la residenza universitaria è un tema e sarà un tema di grandissimo spessore, bisogna lavorare in tal senso, e quindi sono assolutamente convinto che i progetti che abbiamo posto in essere relativamente alla caserma Salsa, relativamente a una valutazione che potrebbe anche intervenire per parte di Palazzo Moretti, a un coinvolgimento del privato sulla fattibilità della locazione breve o della locazione universitaria, quindi cercando di spingere in qualche modo verso una soluzione alla residenzialità dell'universitario, sia fondamentale. Io sono convinto che gli interventi che stiamo facendo, interventi naturalmente, come si diceva prima, ispirati alla concretezza, quindi progetti finanziati e progetti che vedranno la luce nel 2026 perché oggetto in parte di PNRR, siano la soluzione più corretta e più giusta per dare una risposta in termini di crescita della città da un punto di vista culturale, quindi seguendo l'iter ordinario dell'università, e anche in crescita economica e di sviluppo economico e sociale complessivo, aumentando la residenzialità nel breve data proprio dagli studenti. Quindi dei plessi a essi dedicati sia dentro mura che fuori mura, per riuscire a mettere sul mercato della residenza universitaria dei siti praticabili a costi naturalmente contenibili, e quindi che l'universitario medio possa permettersi. Giorgio Denardi, portare gli studenti universitari a Treviso significa dare le condizioni per vivere a Treviso nel modo migliore. Sì, allora, premesso che l'università è una risorsa importantissima per Treviso e per il nostro futuro,
e premesso che le due università che abbiamo vicino, di Venezia e di Padova, rispettivamente con 30.000 e 75.000 immatricolati, sono importantissime, e che scoppiano, nel senso che non possono più contenere altri studenti e hanno bisogno di indirizzare i loro studenti in altre piazze che possono contenerli. Noi abbiamo questa opportunità, ma secondo noi deve essere gestita in modo strategico, non opportunistico, perché se oggi Padova e Venezia gli avanza degli iscritti e ce li appoggia a Treviso, così nel momento in cui la curva demografica scenderà si riporteranno indietro questi studenti e la nostra università tornerà, andrà in decrescita. Quello che serve è un progetto universitario su Treviso, cosa che non vedo, perché le ipotesi per esempio di alloggio a Palazzo Moretti o Caserma Salsa sono tutte da definire, e Palazzo Moretti addirittura l'USL ha detto che avrà altre destinazioni, per cui non si capisce, si legge ogni giorno sui giornali delle cose diverse, quindi la cosa mi preoccupa, nel senso che l'università ha bisogno di sicurezza e di progetti di lungo e lunghissimo termine. Quindi secondo me va fatta una politica dove gli studenti non solo risolvono il problema dell'alloggio, perché l'alloggio è uno dei problemi, ma manca tutto l'insieme del pacchetto dei servizi che vada dentro ad accogliere appunto gli studenti che arrivano non solo da Treviso e zone limitrofe, ma che magari arrivano da tutto il mondo, come è successo a Rovigo, dove è stata fatta una facoltà di ingegneria idraulica specializzata in inglese, e Rovigo sta attirando gente da tutto il mondo, studenti lì. Quindi bisogna intanto portare dei corsi ad alto valore aggiunto, specifici, specializzati. Poi va messo il sistema universitario in grado di offrire un pacchetto di servizi, che vuol dire per esempio degli studentati che non siano solo delle camere, ma che, come succede nei paesi più moderni, c'è un insieme di servizi in comune, per esempio una cucina in comune tra i vari studenti, una palestra anziché delle sale di condivisione, di aggregazione, che possano effettivamente valorizzare la presenza degli studenti a Treviso, attrarli, perché altrimenti abbiamo solo dei costi per dormire che possono essere più alti o più bassi, ma manca tutto il resto. Quindi se non c'è un disegno strategico che traguarda 10, 20 anni, 30 anni in avanti, noi ci troviamo giorno per giorno a dover decidere dove metto gli studenti e dove metto i corsi. Adesso si parla del Turazza, ma al Turazza ci sono già le Stefanini ospitate. Io mi chiedo come sarà compatibile il trasferimento delle Stefanini per 2 anni con l'avvento dell'università. Faccio fatica, come tutti i cittadini con cui abbiamo parlato di università, a capire qual è il disegno, ed è questo il vero problema. Sentivo che voleva intervenire quando ho parlato di Palazzo Moretti, voleva fare una precisazione. Una parte di Palazzo Moretti è dedicata all'ASL, una parte rimane naturalmente nella disponibilità e potrebbe essere un'ipotesi, così come evidentemente il Turazza avrà un iter perché l'università concluda il suo rapporto con Fondazione e poi quindi si libererà, ma devo dire che come in tutte le cose secondo me è necessario, prima di prendere alcune posizioni, probabilmente prepararsi un pochino meglio, no? Quindi quando si dice non mi convince un disegno, non vedo un disegno, bisogna capire se in qualche modo ci si è preparati anche a capire qual è il disegno che viene proposto dall'altra parte. Certo, se non lo si conosce diventa difficile vederlo. Ecco, molto spesso in tanti altri candidati percepisco esattamente questo. Passare sotto l'egida del non vedere, non riconoscere, non percepire, e quindi attribuendo ad altri una propria carenza di natura strutturale o una inadeguatezza di preparazione. Ecco, io penso che chi abbia l'ambizione di governare la cosa pubblica, il primo passo che deve fare è evidentemente quello di studiare per conoscere bene la città, conoscere bene i desiderata, conoscere bene le prospettive e conoscere anche la normativa, perché devo dire, in carenza di elementi strutturali come questi, difficilmente un'azione amministrativa può essere convincente anche semplicemente in campagna elettorale.
Quando si hanno due plessi universitari come quello di Venezia e come quello di Padova, è inimmaginabile investire sull'università e quindi avere un progetto per l'università se non si dialoga con soggetti che sono a distanza di 20, 30, 40 chilometri, con università di quella natura. Il fatto di condividere o di dare uno spazio a corsi che provengono da Padova o da Venezia non significa minimamente puntare su progetti di serie B rispetto a sedi di serie A, così come non significa minimamente darne una limitazione nel tempo. Significa semplicemente mettere a frutto le esperienze, mettere a frutto quello che di meglio offre un territorio in un'ottica ampiamente condivisa di contesto metropolitano che deve necessariamente, per saper guardare al futuro con concretezza, con sostenibilità e naturalmente con competenza tecnica, quelle che sono le caratteristiche migliori che un territorio esprime. Ragionare oggi a compartimenti stagni e quindi ritenere che Treviso possa essere completamente separata da Venezia o da Padova è una visione assolutamente miope che porterebbe sostanzialmente a una sorta di ghettizzazione intellettuale di un contesto urbano, e devo dire, francamente, sono teorie che forse potevano essere spese 20 o 30 anni fa. Oggi immaginare un'evoluzione moderna di un tessuto urbano significa proprio mettere in rete le esigenze di un territorio, quindi dialogare profondamente con le istituzioni, quelle che fanno quello da diversi anni e che possono aiutare un contesto a crescere. A me non interessa particolarmente se chi frequenterà l'università a Treviso avrà nel libretto universitario scritto Padova, Università di Padova o Università di Venezia. A me interessa che i servizi che sono offerti a quell'universitario e la capacità di quell'universitario di interagire col territorio trevigiano sia qualcosa che porti ricchezza, non inteso in senso economico o non solo economico, ma ricchezza socio-economica alla nostra città, e che offra al contempo a quell'universitario tutte le prospettive per riuscire a fare al meglio il proprio corso universitario e magari, perché no, innamorarsi della nostra città, trovare una soluzione imprenditoriale anche alla sua carriera post-universitaria e quindi vivere nel territorio, un territorio ampio che dialoga con i comuni limitrofi e con i capoluoghi limitrofi. È un territorio che offre delle possibilità e darà anche al contempo le chance a questi ragazzi di guardarsi in casa loro senza necessariamente andare fuori a vedere cosa succede al di là del nostro confine. Non tanto per privarli di quella possibilità, ma per offrire loro la possibilità di poter godere nel loro contesto territoriale di quella che può essere una loro vita professionale e personale. De Nardi, se vuole aggiungere qualcosa, ma io aggiungo un elemento in più per lei e poi per De Checchi, ed è relativo proprio al tema della residenzialità, che significa rivitalizzare un centro storico, e voglio capire da voi questo. Da un lato il bisogno di alloggi per gli studenti, dall'altro c'è l'altra vocazione a cui aspira Treviso, della vocazione turistica, e quindi dare alloggi ai turisti in modo regolamentato, in modo ufficiale. Questi elementi, residenzialità, turismo, università, sono elementi che possono convivere, che devono convivere in una città che aspira a diventare un punto di riferimento per questi elementi a livello regionale. Allora, voglio specificare che la nostra posizione non è quella di sviluppare una nuova università in alternativa a Padova e Venezia, è evidente questo, per cui non so perché l'avvocato De Checchi abbia sostenuto questo. Non è assolutamente questa l'idea. Io ho parlato con rettori, con professori, con diversi stakeholder nell'ambito universitario, e quindi se mi presento qui a parlare di università vuol dire che ho studiato a fondo la materia, ho capito, abbiamo ragionato su qual è la situazione attuale, quale potrebbe essere la situazione futura di lungo, medio e lungo termine e quali sono i provvedimenti da fare per rendere consistente, concreta, robusta la presenza universitaria a Treviso. Oggi l'Università di Treviso, diciamocela, non è né carne né pesce. Facciamo fatica a sapere quanti sono gli iscritti, credo di aver capito che sono attorno ai 2500 oggi, che è un bel numero, è una risorsa importante, ma è puramente opportunistica. Non c'è una strategia, non è stato costruito nulla attorno all'università se non ospitare
grazie agli investimenti di Fondazione Casamarca e grazie al bisogno che hanno queste due grandi università di indirizzare degli studenti su altre piazze, abbiamo ospitato così spontaneamente, genuinamente, come veniva a questi studenti. Però non esiste una realtà universitaria a Treviso, mancano i servizi, quindi c'è un problema di alloggio, come dicevo, ma c'è un problema di mensa, c'è un problema di attività complementari all'università, c'è bisogno di aggregazione attraverso l'uso, per esempio, di spazi di studentato che sono molto funzionali alle università, nelle università più moderne. Ecco, poi va distinto il tema, secondo me, il tema del problema dell'alloggio dal problema universitario e turistico. Quindi sono tre temi che si intrecciano ma che sono leggermente diversi. Chiaramente gli studenti hanno necessità anche di un alloggio, ma potrebbero essere indirizzati su delle forme più adatte agli studenti rispetto a tipicamente appartamenti o camere condivise, come il discorso del turismo ha bisogno di essere regolamentato, perché oggi la situazione dell'offerta turistica degli alloggi in Treviso è selvaggia, nel senso che è stato dimostrato che il 50% degli annunci che si trova online non è ufficiale, quindi sono offerte che sono fuori dalle regole, non pagano le tasse, non pagano la tassa di soggiorno, eccetera. Quindi questa è una cosa che andrebbe immediatamente messa a regola, perché altrimenti inficia anche il buon mercato degli alloggi, perché diventa una concorrenza sleale nei confronti degli altri operatori turistici e nei confronti dei bisogni di alloggio di chi deve starci, risiedere in città. Quindi questa è una delle prime cose che farei per aiutare a rendere più fluido il mercato della casa. Oltre a una serie di altre iniziative che devono consentire di mettere sul mercato disponibili si parla di 7.000 alloggi vuoti, sfitti, contro una domanda incredibile, enorme di bisogno di affitti, di alloggi, di persone che non riescono ad accedere ai costi che oggi sono proibitivi, perché oltre 1.000 euro per un piccolo appartamento pochi se lo possono permettere. Quindi serve che il sindaco e l'amministrazione comunale faccia da guida per cercare di indirizzare al meglio sia le esigenze dell'università, sia le esigenze del turismo, sia le esigenze abitative di potenziali residenti che possono popolare una città il cui centro è passato da 20.000 abitanti a 6.800 abitanti in un certo numero di anni. Quindi c'è uno svuotamento progressivo del centro che impoverisce il centro e crea delle condizioni che non sono ideali per la nostra città. Noi abbiamo bisogno di attrarre e riportare ragazzi, giovani coppie, far nascere più figli, mantenere i nostri giovani che non vadano all'estero a studiare, che poi non tornano più, attrarre anche dall'estero studenti o da altre parti d'Italia, perché Treviso è bellissima e basta introdurre una politica che vada a sviluppare l'ospitalità e l'attrattività della città per farla diventare un gioiello invidiato da tutti e non una città che va a svuotarsi con 1000 problemi di degrado e di turbolenze che allontanano anche i residenti e anche le attività commerciali dalla città, dove c'è effettivamente uno scontento palpabile. De Checchi. Allora, tanta confusione, però probabilmente è dovuta al fatto di esprimere tanti concetti in poco tempo, però tanta confusione. Allora, innanzitutto vanno tenute completamente distinte quelle che sono le esigenze universitarie da quelle che sono le esigenze turistiche da quella che è la residenza stanziale. Stiamo parlando di tre tematiche completamente diverse. Allora, la domanda era turismo e università. Allora cerchiamo di andare con ordine, almeno cercando di far capire a chi ci ascolta qualcosa di significativo. Turismo e università possono convivere? Devono convivere? Certamente sì, assolutamente sì. Una città che ha un'offerta importante sia da un punto di vista culturale che da un punto di vista turistico è una città che vive. Faccio fatica a immaginare una città che abbia una grande aspirazione culturale
con corsi importanti universitari e che non riesca ad essere turistica al tempo stesso. Quindi l'offerta, una parte dell'offerta dei servizi che devono essere messi in funzione per gli universitari è certamente coerente e deve essere coerente con l'offerta che viene messa a disposizione del turista. Parcheggi, trasporto pubblico, viabilità, manifestazioni, eventi. Ecco, questo è decisamente coerente per un soggetto e per l'altro soggetto, che quindi non solo possono ma devono coesistere nella crescita complessiva della città. La residenza invece di natura ordinaria è un qualcosa di completamente diverso, nel senso che viene anche qui citato un dato errato, nel senso che Treviso insieme a Trento è l'unica città che va in controtendenza nella residenzialità, nel senso che aumenta la nostra residenzialità e aumenta la residenzialità al netto dell'elemento immigratorio. Quindi devo dire, oggi Treviso, con numeri chiaramente limitati, ma è una delle poche città in Italia che va in controtendenza anche rispetto alla residenza ordinaria. Ora, qual è l'elemento sul quale evidentemente dobbiamo concentrarci e lavorare? L'elemento sul quale bisogna concentrarci e lavorare, perché questi tre elementi che hanno caratteristiche diverse ma che possono trovare un tavolo comune di dialogo, è dato dai servizi che una città offre. Peraltro devo dire, io non sarei così classista nel identificare sempre e solo l'esigenza di crescita o le difficoltà di una città date dal centro storico. E anche questa è una visione, devo dire, per la quale ci si è battuti, ma ancora 15 o 20 anni fa. Oggi parlare di città e parlare esclusivamente di centro storico è qualcosa che fa una fotografia non vera dell'assetto della nostra città. I quartieri sono vita della città, quindi è fortemente limitativo concentrarsi alla residenza del centro storico, che mantiene le sue caratteristiche, ma la nostra città vive di 84.000 residenti nei quartieri e i residenti dei quartieri hanno altrettanti diritti, altrettante necessità, altrettanto bisogno di attenzione rispetto a quello che è il centro storico, quindi bisogna anche uscire da questa dinamica. Invece bisogna assolutamente cercare di far dialogare i quartieri con il centro e i quartieri tra di loro, ma mi spingo anche oltre, forse in una visione moderna di un contesto urbano. I quartieri stessi sono evidentemente una prima frontiera dell'interesse che la città deve attrarre. Mi rivolgerei anche ai comuni di prima fascia. Allora il nostro bacino d'utenza, da quei famosi 7-8 mila residenti del centro storico che valicano il PUT e arrivano agli 84.000 con i quartieri, possono arrivare ai 300.000 sulla fascia dei comuni di prima fascia. Ed è per quello che servizi, piste ciclabili, mercato generale, attrattiva commerciale, sinergia con la più grande infrastruttura che abbiamo sul territorio, l'aerostazione. Ecco, tutti questi elementi devono essere messi in stretta sinergia per offrire servizio, offrire qualità, offrire, attenzione, facilità, perché un contesto urbano oggi vince la sua battaglia quando è percepito come semplice, quando la sua frequentazione è gradevole, quando è facile frequentarlo. Quello che noi dobbiamo fare, abbiamo fatto in questi 5 anni e vogliamo ultimare in questi secondi 5 anni di mandato, perché attenzione, un mandato amministrativo oggi si misura in un decennio. Tra l'altro devo dire, rivendico con forza la capacità di aver gestito questi 5 anni in maniera assolutamente lungimirante, pur avendone 2 fortemente limitati dalla pandemia. Ecco, devo dire, in questa dinamica il compimento di un iter deve portare esattamente a questo, a guardare a un bacino sempre più ampio che dialoga tra tutte le sue componenti con la gradevolezza, la semplicità dell'approccio che fa diventare un contesto di grande appeal per universitari, turisti e naturalmente residenti, senza però fare confusione tra le varie esigenze che sono evidentemente coerenti tra di loro, ma comunque con caratteristiche singolari.
Raccolgo l'assist dell'avvocato De Checchi per chiederle i quartieri come si collocano in questa analisi, partendo dal centro storico, ma come diceva il vice sindaco, allargando il discorso. Certo, mi viene strano il fatto che la definisca confusione De Checchi quando io stesso ho definito in 3 ambiti la suddivisione del tema, perché è chiaro che sono 3 esigenze diverse che vanno affrontate in modo diverso, che poi hanno anche delle cose in comune, però non c'è nessuna confusione, anzi l'ho spiegato bene che servono politiche diverse per questi 3 ambiti. Per quanto riguarda i quartieri, è chiaro che prima si parlava del centro, ma questo non toglie che il 90 e passa per cento della popolazione abiti nei quartieri. Il dato degli abitanti in calo riguarda il centro storico. È vero che il comune nel suo complesso ha avuto un piccolo aumento, però il centro storico va studiato e capito, perché se non si può vivere in centro storico e si scappa dal centro storico, questo è un segnale importante di disagio e che deve essere affrontato. I quartieri sono importantissimi e noi la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di organizzare una serie di incontri nei quartieri, la primissima cosa, e abbiamo riempito le aule magne delle scuole con 150-200 persone partecipare alla preparazione, diciamo, del programma, alla discussione delle nostre idee e al contributo delle loro idee, perché insieme abbiamo costruito un programma che trovate al sito giorgiodenardi.it, se siete interessati potete scaricarlo. Ci sono tutte le proposte che riguardano quartiere per quartiere, delle soluzioni specifiche indirizzate ai quartieri. Quindi al di là delle parole, che uno può essere un giocoliere di parole e raccontarle bene o meno bene, io cerco di andare ai fatti, alla sostanza e alla concretezza. Quindi lì trovate soluzioni specifiche per ogni quartiere, perché siamo arci convinti che lo sviluppo dei quartieri sia fondamentale per il futuro della città. E cito solo un esempio di progetto a cui tengo in modo particolare, è quello delle scuole aperte. Cioè, noi abbiamo 40 circa scuole di proprietà del comune che sono oggi utilizzate per lo più per lezioni scolastiche, programma ministeriale e qualche attività diciamo pomeridiana. Ma di fatto questi edifici possono essere messi a disposizione della cittadinanza in modo completo fino al dopo cena, volendo. Ci sono casi come Bergamo, Roma e tante altre città dove sono stati sviluppati questi progetti e la scuola diventa il cardine di un modello di aggregazione, di associazione, di iniziativa che mette insieme persone, mette insieme i nonni con i bambini, mette insieme gli adulti tra di loro, mette insieme i ragazzi, con una possibilità di dare una capillarità a questo progetto. Quindi non è 1 o 2 luoghi che vengono messi a disposizione, sono 40 che potenzialmente coprono tutto il territorio comunale, ed è splendida questa cosa. Sono luoghi sicuri, sono luoghi riscaldati, sono luoghi familiari, sono luoghi puliti, sono luoghi vicini. Quindi è veramente una grande opportunità che basta deciderlo. Io, se divento sindaco, il giorno dopo dico parte subito il progetto delle scuole aperte, e quanto prima dobbiamo creare queste scuole come punto di aggregazione di tutta la comunità che ruota attorno a quel quartiere. È una risorsa straordinaria. Io ho parlato con Giorgio Gori, il sindaco di Bergamo, su questo tema, ed è un progetto che sta andando avanti benissimo, alla grande, e consente di creare veramente un senso di cittadinanza, perché poi lotta alla solitudine, perché i nonni si prestano a venire ad accudire ai ragazzi, a fare dei corsi insieme, a trasferire la loro esperienza e la loro saggezza. È bellissimo questo progetto e non ha controindicazioni, se non una certa complessità, perché deve esserci un comune, diciamo un'amministrazione comunale che guida e detta le regole, ma poi è basato sulla fiducia e sul senso di responsabilità delle persone, delle associazioni del quartiere, che possono portare veramente al massimo compimento l'idea di creare una comunità a livello di quartiere. Mi devo fermare alla pubblicità, ripartiamo tra pochissimo e parleremo anche di aeroporto tra poco.
Rieccoci in diretta. Abbiamo parlato di una Treviso a vocazione universitaria, una Treviso a vocazione turistica, turisti che nella volontà dovrebbero non solo essere di passaggio ma rimanere a Treviso. L'aeroporto in tutto questo rappresenta un elemento fondamentale. Tra l'altro oggi è stato inaugurato il cantiere del nuovo sovrappasso pedonale lungo la Noalese che collegherà l'aeroporto con i parcheggi, e questo per decongestionare anche il traffico, e sappiamo insomma le proteste anche dei residenti negli anni scorsi lungo questa arteria viaria. De Checchi poi Denardi, il ruolo dell'aeroporto di Treviso, facendo convivere le tante anime, partendo dai comitati dei cittadini che ruotano intorno all'aeroporto. Io rivendico davvero con orgoglio per la nostra amministrazione il cambio di approccio all'aerostazione rispetto al passato. Il contratto che noi abbiamo sottoscritto e che recentemente abbiamo rinnovato e andremo a rinnovare con la Ryanair, perché l'aeroporto di Treviso sia diventato da prima base Ryanair e poi con questa grande compagnia si sia riusciti anche a ragionare in termini proprio contrattuali per un'implementazione delle loro attività, sia la risposta che da moltissimi anni si cercava alla perché una infrastruttura importante e rilevante come l'aerostazione non riusciva ad esprimere, se non per quanto riguarda i livelli occupazionali e la ricchezza complessiva del territorio, anche una capacità di diffondere sul territorio trevigiano una parte rilevante del numero di viaggiatori che attraverso l'aerostazione passavano. Quindi il tema era sempre stato, fino al nostro arrivo, benefici sì, ma non mai fino all'ultima possibilità di poterli trarre. Ecco, io davvero rivendico tra i migliori provvedimenti che sono stati adottati questa lungimiranza, questa capacità di dialogare con la società di gestione dell'aeroporto, con il governo centrale per la via aeroportuale, quindi il via libera al master plan, con le compagnie private. E guardate, non è cosa semplice per una pubblica amministrazione avere questa capacità negoziale con questi enti che hanno professionisti, hanno capacità. Ecco, questa attività, e la città se n'è accorta perché il numero di visitatori, l'attenzione che la città ha nei confronti del turismo oggi è un'attenzione assolutamente rilevante. Giornali stranieri di grande caratura hanno parlato esplicitamente del vivere trevigiano come elemento di qualità e come elemento da sponsorizzare in una prova di turismo. Ecco, questa politica iniziata e che deve essere portata a termine è esattamente quello che ci vuole per dire a chi ha le lettere che un'infrastruttura come quella aeroportuale è un'infrastruttura che ha evidentemente degli elementi di invasività sul territorio, ma che in una bilancia di interessi contrapposti l'invasività è sicuramente molto molto minore di quelle che sono le opportunità. Turismo, ricchezza, e ribadisco, quando io mi riferisco a ricchezza mi riferisco sempre a ricchezza socio-economica, perché una città turistica è una città che vive, è una città che è anche ricca di interazioni, quindi cresce da un punto di vista culturale, da un punto di vista sociale, infrastrutturale, perché quello che oggi è stata posta la prima pietra, cioè la passerella, è frutto esattamente di quell'approvazione di masterplan che andrà a dare una risposta efficace, non risolutiva, perché ci vorrà anche il quarto lotto per riuscire ad arrivare a problemi definitivi del traffico sulla Noalese e su San Giuseppe, ma che pone comunque uno dei primi tasselli anche in termini di servizi, di viabilità, e avviene grazie a quel dialogo che noi siamo riusciti a portare avanti. Quindi io davvero rivendico per la prima volta in questi 5 anni il fatto di avere una grande infrastruttura sul territorio, averne saputo vedere e utilizzare al meglio le sue enormi potenzialità. Giorgio Denardi.
Sì, mi consenta una battuta l'avvocato De Checchi. Dovremmo istituire delle elezioni ogni 3 mesi, perché quello che è successo in questi 3 mesi a Treviso è molto più di quello che è stato fatto negli altri 4 anni e 9 mesi di giunta. È incredibile perché sta succedendo tutto adesso e anche le promesse sono un qualcosa di smisurato, per cui per i prossimi anni dovremo vivere in un Bengodi e speriamo che sia così, e io ho tutta la fiducia che sia così, e se saremo noi porteremo avanti con vigore il nostro programma, altrimenti speriamo che la giunta Conte possa riuscirci, però la vedo bella impegnativa. Detto questo, allora, l'aeroporto è anche il tema aeroporto, secondo me, rientra nel contesto tattica, strategia, breve termine e lungo termine, nel senso che oggi Ryanair ha interesse a sviluppare Treviso perché è un aeroporto low cost rispetto a Venezia, e tutto sommato, visto che Venezia attira molti turisti, Treviso è abbastanza vicino e quindi è comoda per portare dei voli su Treviso. Non è che ci sia una grande politica, una grande strategia di sviluppo del turismo di cui l'aeroporto diventa un asset. Io vedo solo un'opportunità che in questo momento, tra grandi difficoltà, perché da un lato la valutazione di impatto ambientale è da oltre 10 anni che è in discussione, adesso è stata firmata ma è stata impugnata dal TAR, quindi siamo ancora in una condizione in cui siamo completamente scoperti e non c'è una giurisdizione definitiva e un master plan definitivo. Questo comporta che anche quello che è il ruolo del sindaco, che è la tutela, la figura preposta, il primo responsabile della tutela della salute dei cittadini, non può essere ben come dire, rappresentata, e comunque in questo periodo quello che viene contestato ai cittadini è che l'amministrazione comunale non fa applicare tutti i controlli e le regole che ci sono per contenere l'inquinamento dell'aria, acustico e l'impatto ambientale in genere dell'aeroporto, per cui siamo in una condizione in cui non c'è misurazione, non c'è un reale controllo del rispetto degli impegni, anche in termini di misure compensative che la società aeroportuale deve realizzare. Quindi quello che mi viene richiesto dai quartieri, soprattutto coinvolti dall'aeroporto, è di far sentire la voce degli abitanti, perché gli abitanti non vengono ascoltati, le associazioni non vengono ascoltati. Serve una maggiore attenzione da parte dell'amministrazione comunale per far sì che vengano rispettati i diritti dei cittadini. Questo è un aspetto fondamentale che deve essere responsabilità del sindaco. Poi sullo sviluppo dell'aeroporto credo che sia stato definito un cap, un limite per i prossimi anni, per cui non ci sarà ulteriore crescita del numero dei voli, e quindi questo credo che sia un bel risultato, perché l'aeroporto è piccolo, è un aeroporto di serie B, perché non è paragonabile a quello di Venezia, è già carico di voli e abbiamo già intasato i nostri quartieri abbastanza di inquinamento, anche tenendo presente che c'è il Parco del Sile che confina con l'aeroporto, e quindi c'è una convivenza veramente difficile tra un ecosistema fantastico e le esigenze di un, come dire, di un asset moderno che è sì importante per il territorio, ma che deve essere sostenibile e compatibile con le misure previste per il rispetto della salute dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente. Un minuto per replicare, perché mi sembrava di capire che questa... No, voglio dire, io nel senso accetto assolutamente la battuta, però vorrei accettarne tu un'altra, no? Tu dici bisognerebbe fare le elezioni ogni 3 mesi, perché viene fatto tutto in questi ultimi 3 mesi. E io ti risponderei, forse sei tu che hai attenzionato l'amministrazione negli ultimi 3 mesi e ti sei distratto per gli altri 4 anni. 4 anni e 9 mesi, perché evidentemente, devo dire, sì, è un'affermazione piuttosto... Quindi sai, io capisco che quando si entra nell'agone politico poi evidentemente è un'attività che attira l'attenzione nel momento in cui la si esercita. E quindi evidentemente posso anche ritrovare abbastanza legittima la tua distrazione nei 4 anni precedenti.
Naturalmente non corrisponde al vero che non sia stata fatta attività negli anni precedenti, così come non corrisponde al vero che non vi è attenzione da parte dell'amministrazione, per quanto di competenza, a quelli che sono gli elementi legati all'infrastruttura sul territorio. Però devo dire, da questo punto di vista, una qualche forma di onestà intellettuale, ad esempio al candidato De Nardi, io gliela devo attribuire, perché è la prima volta che in maniera decisamente esplicita un candidato del centro-sinistra si schiera contro l'aeroporto. E chi l'ha detto? Beh, mi sta mettendo in bocca delle cose, è la terza volta che mi dice delle cose che non sono vere. Ho detto penso che chi ti ha sentito ho si renderà chiesto conto. il rispetto delle regole e che sono definite, è di serie B, e il sindaco non si occupa di far rispettare le regole che sono state definite. I cittadini ti chiedono di fermare i voli, le infrastrutture non sono necessarie. Devo dire, allora, da buon avvocato mi sta mettendo in bocca delle cose che non ho detto, però io rivendico le mie parole. Fortunatamente c'è qualcuno che ci ascolta, e quindi mi pare di capire la tua posizione nei confronti dell'aeroporto, che io invece ritengo essere uno dei più grandi driver di sviluppo di questo territorio. In realtà secondo te va, se non in maniera decisamente contrastante, quantomeno fortemente limitato. Ecco, io invece sono assolutamente convinto che le infrastrutture siano da sviluppare nei limiti di quello che la norma consenta, debbano essere assolutamente monitorate, come è stato fatto e come è sempre stato fatto da tutti gli organi competenti evidentemente a questo, ma che sia un peccato mortale avere un'infrastruttura e perseguire magari qualche piccola sacca di consenso, schierarsi contro uno degli elementi più importanti per la crescita e lo sviluppo del territorio. È come dire, francamente, io non faccio questo tipo di infrastruttura in questo quartiere perché ho 2, 3, 4 persone che per motivi utilitaristici sono contrarie, e per seguire quelle 4 o 5 persone che per motivi utilitaristici ritengono di non fare una determinata opera, di non fare una determinata attività, vado a castrare 84.000 cittadini che invece da quelle infrastrutture e da quelle attività avrebbero solo da guadagnarci. Io credo che si sia capito che insomma io non sono contro e non siamo contro l'aeroporto, l'abbiamo detto chiaramente, siamo però per il rispetto delle regole e per il mantenimento degli impegni presi, per cui che l'avvocato De Checchi mi attribuisca l'essere contro un aeroporto è completamente sbagliato, lo rinnego, non è vero. È chiaro che l'aeroporto c'è e rimane per un certo numero di anni, però noi pretendiamo che vengano rispettate le regole e vengano rispettate i diritti dei cittadini che vivono intorno all'aeroporto. Semplicemente questo. Vedi, un elettore l'ho convinto. Ma non sono mai stato contro l'aeroporto, non capisco queste posizioni. È come quando Conte mi dice che io non conosco Treviso, ma io abito, quando è nato lui era già 20 anni che abitavo a Treviso, per cui insomma se la conosco bene. E come? Insomma, sono le ultime battute di campagna elettorale, ma sono una chiusura molto molto accesa, e allora io ringrazio Giorgio De Nardi, candidato sindaco per il centro-sinistra, grazie Andrea De Checchi, candidato della lista Con Te, buona chiusura di campagna elettorale per entrambi. Grazie. E poi insomma ci ritroveremo il lunedì sera e tireremo le somme di queste elezioni a Treviso. Grazie ad entrambi, grazie a voi per averci seguito, naturalmente l'informazione torna questa sera con tutti gli aggiornamenti di cronaca e non solo. Buona giornata, buon pomeriggio.